Buon lunedì 9 di maggio, primo giorno della settimana. Ci siamo lasciati soltanto poche ore fa con l'adunata nazionale degli alpini, 93esima adunata nazionale. Si è tornati finalmente a rivedere, ritrovare le penne nere in presenza dopo questi 2 anni terribili di Covid. Un'adunata che la nostra emittente ha seguito in diretta a partire dalle 9 del mattino con il lungo sfilamento delle penne nere. Ed anche in questa prima edizione ovviamente vi riproporremo le immagini di questo sfilamento, di questa adunata indimenticabile nella città del mare, ringraziandovi ovviamente per averci seguito. Oltre 1 milione di telespettatori hanno seguito le nostre dirette, ci avete inviato tanti messaggi, quindi davvero il nostro grazie per la vostra dedizione a seguire il nostro lavoro, che facciamo sempre davvero con tanta passione e tanto impegno. Abbiamo la cronaca adesso in apertura di questa edizione, ci sono tanti temi, staremo insieme fino alle 14:30, parleremo con Farmacie Unite di vaccini di quarta dose, faremo un bilancio di questo primo anno di vaccinazione, poi parleremo di medici di base e ancora parleremo di infermieri, quindi proveremo a far parlare le varie categorie che in questi 2 anni si sono impegnati per la gestione della pandemia a vario titolo. Poi con noi parleremo di sicurezza alimentare con Confapi, di bonus da 200 euro e ovviamente di mascherine. E proprio il tema delle mascherine è al centro del sondaggio di Ring di questa sera. Sapete che torna con Ferdinando Avarino, si parlerà proprio di questo: a scuola e al lavoro con la mascherina. È giusto? Per il sì, quindi se la vostra risposta è affermativa, sì è giusto, dovrete comporre lo 0422 16 26 691, se invece non lo ritenete giusto, lo 0422 16 26 690. Abbiamo scelto ovviamente di proporvi questo tema perché è un argomento che sta tenendo banco, ascolteremo anche le associazioni di categoria. Sapete che inizialmente ha finito lo stato di emergenza la mascherina, sicuramente all'aperto avrebbe dovuto essere tolta da tutti, invece il governo in accordo con INAIL e parti sociali ha scelto di farla tenere in volto ancora ai lavoratori, quindi lavoratori di qualsiasi categoria, baristi, ristoratori, cuochi, farmacisti, lavoratori in generale. Invece gli utenti non dovranno più portare la mascherina, anche gli studenti dovranno tenerla ancora in volto e quindi non sono state poche le proteste che stanno prendendo piede in questi giorni proprio rispetto a questa sorta di differenziazione della quale appunto con questo sondaggio vi chiederemo conto. Vi dico anche quali saranno gli ospiti di Ferdinando Avarino questa sera. Si parlerà con il senatore Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, poi ci saranno per la Lega Alberto Villanova, Vanessa Camani invece per il Partito Democratico. Alle 22:20 Fausto Biloslavo del Giornale e poi l'appuntamento sarà con Sebastiano Favaro, presidente nazionale dell'ANA, nell'ultima parte della trasmissione per ricordare questa 93esima adunata, fare un bilancio e salutare i telespettatori con l'appuntamento con la prossima adunata. Partiamo ora però con la cronaca perché purtroppo è stato un weekend di sangue sulle strade del Veneto e non solo. L'episodio più recente è quello di un scontro tra uno scooter e un'automobile. Si scoprirà soltanto più tardi che l'automobilista era ubriaco, è morto un ragazzo di 17 anni. Siamo a Paese. Quando la mamma lo ha visto a terra, ormai senza vita, il suo urlo è riecheggiato lungo la strada. Poi è svenuta, straziata dal dolore. Il corpo era quello di suo figlio Davide Pavandi Morgano, appena 17 anni, ne avrebbe compiuti 18 a giugno. Vittima dello scontro avvenuto nella tarda serata di ieri a Paese tra il suo scooter e quello di un'auto condotta da un 28enne, un agente di polizia in forza alla questura di Treviso, fuori servizio. La tragedia è avvenuta lungo via Olimpia, lungo la strada che porta alla frazione di Castagnole. Il 28enne era appena partito dopo una festa con amici. Ancora scioccato, è stato sottoposto al test alcolimetrico. Aveva un tasso ben oltre i limiti di legge ed è stato arrestato. Ora si trova ai domiciliari. Al vaglio dei carabinieri giunti sul posto assieme al SUEM, la dinamica del sinistro, un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 17enne. Lungo la strada, poco più tardi, sono arrivati anche i genitori di Davide, solo per vedere infranta ogni speranza che il loro ragazzo fosse sopravvissuto. Una donna, una ciclista, è stata investita invece nella giornata di ieri. Siamo a Cittadella, provincia di Padova. Era
un'ex infermiera. Chi l'ha investita non si è fermato a prestare soccorso ed è caccia al pirata della strada. L'incidente è avvenuto sabato sera. Gabriella Beltramello, 73 anni, ex infermiera dell'ospedale di Cittadella, stava tornando a casa in bicicletta lungo via Casaretta quando all'altezza del civico 103 è stata investita da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso. Al 112 è arrivata in pochi minuti una telefonata in cui si chiedeva l'intervento per una donna riversa a terra. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la donna in gravi condizioni. Immediatamente trasportata in ospedale, l'ex infermiera è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma è morta nella mattinata di domenica a causa delle gravissime lesioni riportate. Amata e conosciuta, Gabriella Beltramello era vissuta da sempre a Cittadella, dove era molto stimata per il suo servizio all'interno dell'ospedale. Sono da subito scattate le ricerche da parte dei carabinieri che sarebbero sulle tracce del responsabile dell'incidente. Poi la cronaca ci porta a Bassano del Grappa, purtroppo ancora un'altra giovane vita spezzata. Questa volta è morto un ragazzo di 20 anni, calciatore, promessa del calcio, giocava nell'Angarano. Andiamo a vedere il servizio della redazione di Bassano del Grappa. Un tragico incidente stradale nella notte, poco dopo le 4, è costato la vita a Giacomo Del Fiacco, 20enne di Nove. Le dinamiche esatte dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, ma nei fatti una Mercedes classe A con alla guida un 25enne di Marostica e a bordo 2 passeggeri, appunto Giacomo Del Fiacco e una ragazza 17enne anche lei di Marostica, si è schiantata contro un muretto in cemento in via Asiago a Bassano. Purtroppo, nonostante i soccorsi del personale sanitario, il medico ha dovuto dichiarare la morte del 20enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano e il personale del SUEM 118. Il conducente della Mercedes e la seconda passeggera sono stati ricoverati al San Bassiano per le cure del caso, per quanto non versino in pericolo di vita. Giacomo Del Fiacco giocava a calcio con l'Angarano, ma per tutta la sua carriera aveva vestito la maglia del 9. Proprio ad Angarano da qualche mese si era ritrovato in squadra il fratello Leonardo, anche lui ex 9. Stando a quanto riferito, sarebbe stato proprio il fratello Leonardo il primo familiare ad accorrere sul luogo del tragico incidente. Un luogo che Giacomo conosceva bene, visto che proprio lì a pochi passi si allenava con la sua squadra. Il presidente dell'Angarano, Daniele Bagarollo, così come tutta la società del 9 hanno accolto la drammatica notizia, con straziante dolore dichiarando il lutto per entrambi i club. Solare, tifoso del Milan, appassionato della musica di Eminem, Giacomo era un ragazzo vitale e sui social si è riversata una vera e propria valanga di messaggi di amici e conoscenti che piangono la sua scomparsa. Ancora la cronaca in apertura di questa prima edizione, sussidi e aiuti economici durante la pandemia. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto un centinaio di stranieri che hanno percepito il reddito di emergenza illecitamente. Erano tutti ospitati a carico dello Stato nei centri di accoglienza straordinaria della Marca. Vediamo. L'hanno chiamata operazione All Inclusive. Ben 101 stranieri in gran parte dell'Africa centrale che hanno percepito oltre 200.000 euro di reddito di emergenza senza averne diritto, essendo ospitati nei centri di accoglienza straordinaria della Marca a Treviso, Oderzo, Vittorio Veneto e Onedi Fonte. Il reddito di emergenza è la misura di sostegno a favore dei nuclei familiari in sofferenza di liquidità a causa della emergenza epidemiologica. Una assistenza che prevedeva l'erogazione di un massimo di 5 mensilità, oscillanti in una forbice tra 400 e 800 euro per rata, per un massimo quindi di 4.000 euro all'anno. Peccato che tra le condizioni per ottenerlo ci fosse proprio quella di non essere ospite di strutture poste a totale carico dello Stato, come i centri di accoglienza straordinaria. I controlli della Guardia di Finanza di Treviso hanno permesso di individuare i 101 stranieri, tutti denunciati e segnalati alla Prefettura e all'INPS. Poi nel Vicentino, siamo a Valdagno, c'è l'arresto di un 22enne che è evaso dai domiciliari. Era evaso dai domiciliari. Si tratta di un 22enne residente a Valdagno, arrestato dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di misura cautelare in carcere.
ordinanza emessa il 5 maggio dall'ufficio sorveglianza del Tribunale di Verona in relazione al reato di evasione commesso dal 22enne lo scorso aprile, periodo in cui l'uomo era già sottoposto a regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione nella città della Lana. Si era allontanato in orario notturno dalla propria residenza per recarsi in un altro comune senza le necessarie autorizzazioni. In tale contesto veniva trovato dai militari dell'Arma e arrestato. Allora, come anticipato in apertura, faremo un bel volo all'interno delle professioni sanitarie per capire che cosa sono stati questi 2 anni e provare anche a ragionare su che cosa potrebbe attenderci a partire da settembre. Partiamo con i farmacisti, la dico generalmente, vi presento il nostro prossimo ospite, Livio Patelli. Buongiorno Livio, grazie per essere con noi, consigliere di Farmacie Unite, grazie. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, perché partiamo dai farmacisti? Perché è arrivato il via libera da parte del governo a poter ricevere la 4ª dose anche in farmacia. Allora, Livio, ricordiamo chi può accedere. Tra l'altro abbiamo ricevuto proprio in redazione una telefonata di, credo, un ultra ottantenne che chiedeva quando poteva fare la 4ª dose. Noi abbiamo detto vada in farmacia e a sentire. Pareva che il suo medico di base non fosse così facilmente reperibile. Allora siete ancora voi farmacisti ad essere punto di riferimento delle persone? Beh, allora intanto grazie, sì. In questo anno e mezzo, quasi 2 di pandemia attiva in farmacia, ci siamo ritagliati un certo spazio e per fortuna abbiamo saputo, penso, rispondere in maniera sempre presente alle richieste del governo e del Ministero della Salute, e quindi molte farmacie si sono attrezzate per fornire e somministrare i vaccini anti-Covid in farmacia. Adesso è stato dato il via libera, come diceva lei, alla 4ª dose, inizialmente prevista per gli ultra ottantenni che non abbiano ricevuto la 3ª dose negli ultimi 120 giorni, che non si siano ammalati dopo la somministrazione della 3ª dose, e poi a tutte le categorie fragili sopra i 60 anni. Quindi le farmacie sono di nuovo operative con la metodica consueta, quindi con la prenotazione presso la farmacia della prima data disponibile, ovviamente nelle farmacie che eseguono il servizio, perché non tutte lo eseguono. Ecco, ricordiamolo, no? Che c'è stata una sorta di adesione, no? C'è stata un'adesione inizialmente più massiccia, poi via via nel tempo, anche con la diminuzione delle richieste, alcune farmacie che avevano inizialmente fornito il servizio hanno smesso di effettuarlo. Devo anche dire la verità che effettivamente è uno sforzo notevole somministrare in farmacia i vaccini, perché c'è una metodica che prevede, dal momento che il vaccino anti-Covid è un multiplo, deve essere sconfezionato, deve essere somministrato in un certo numero di dosi, non si può fare un vaccino o 2 vaccini al colpo, bisogna sempre fare e pianificare almeno una decina o multipli di 10 vaccini, cosa non sempre facile e soprattutto temendo che ci possano essere disdette dell'ultimo minuto, per cui non è per nulla facile. Ecco, facciamo un passo indietro, perché lo Stato è arrivato a voi, ai farmacisti in primis, anche perché siete davvero il punto di riferimento sul territorio, no? Se vuole, delle persone lo siete da sempre, insomma le persone vengono in farmacia anche per chiedere che cosa prendere a fronte insomma, di un malanno, quindi primo punto di riferimento, ma anche perché lo Stato non riusciva a gestire attraverso i centri vaccinali la grande mole di vaccinazione. Ora non è più così ovviamente, ma c'è stato un periodo davvero di lavoro molto intenso e anche di contrattazione, se vuole, no? Con lo Stato per riuscire a definire il vostro ruolo. Allora, noi ovviamente ci siamo resi disponibili e abbiamo cercato di far capire allo Stato che pur la nostra disponibilità molto ampia, avevamo bisogno di garanzie sulla possibilità di effettuare il servizio negli ambienti che sono quelli delle farmacie e che non sono certo quelli degli ospedali, e quindi abbiamo individuato con lo Stato e con il Ministero un protocollo che ci ha permesso di poter fare il servizio in farmacia in maniera del tutto professionale e garantendo il massimo della setticità e della pulizia nei confronti degli utenti. Certo è stato
stato un periodo estremamente faticoso e difficile. Eravamo qua con lei un po' di tempo fa e ne parlavamo forse nel momento dello tsunami. Adesso per fortuna diciamo il clima è cambiato. Speriamo che ad ottobre non ci riservi ulteriori sorprese, però il clima è cambiato e riusciamo a vivere meglio la nostra quotidianità in farmacia e fare anche i 3 servizi. Però chiaramente siamo stati fagocitati da una centrifuga che ci ha imposto di fare nuovi servizi che sicuramente hanno dato ulteriore risalto al valore delle farmacie sul territorio, che come diceva lei per il cittadino sono sempre stati dei punti di riferimento. Adesso lo sono diventati ancora di più anche per lo Stato, dal momento che proprio di questi giorni il decreto aperture votato in prima lettura dalla Camera, adesso dovrà passare al Senato, toglie diciamo dopo il periodo di emergenza, concluso il periodo di emergenza dopo il 31 marzo, dà la possibilità ai farmacisti e alle farmacie di continuare a fare questi servizi importanti come le vaccinazioni anti-Covid e anti-influenzali e il servizio di screening con tamponi, che è stato un altro caposaldo dell'attività delle farmacie in questi ultimi 2 anni, dove le farmacie hanno veramente dato una mano grandissima allo Stato. Ci ricordiamo sicuramente tutti delle code interminabili, non solo i Vax Point ma anche i Covid Point per il testing. Di punto in bianco le farmacie hanno permesso di sgonfiare queste code interminabili, queste attese di ore, permettendo al cittadino, e tuttora è così, di poter fare test molto vicini e anche dare il via quindi alla pratica di positività e di malattia, così come la conclusione della stessa. Sì, proprio un asse con il sistema sanitario nazionale. Ma a questo proposito le chiedo, siete riusciti a fare un conto, no? Dare una percentuale di quanti vaccini sono stati somministrati nelle farmacie? Allora, i vaccini che sono stati somministrati dal 1° luglio del 2021 al 1° maggio del 2022, quindi un anno scarso, in Veneto sono stati 131.000 tra le varie somministrazioni, quindi prime, seconde e dose booster, cicli completi e cicli parziali, quindi 131.000 vaccini. Le farmacie che sono state attive da questo punto di vista sono state 284, in parte o in toto. Alcune, come si diceva, hanno cominciato e continuato, altre poi hanno arrestato. Quindi si fa capire che ci sono dei numeri importanti, così come importanti sono i numeri dei tamponi. In Veneto, nel periodo della pandemia, dal 29 di dicembre, quando è stata autorizzata la somministrazione dei test antigenici rapidi in farmacia, fino al 28 di aprile, quindi fino all'altro ieri, sono stati eseguiti 8.435.000 tamponi. E la marca Trevigiana... Oltre 8 milioni, quindi è un dato impressionante. Eclatante. Questo fa capire quanto importanti siamo stati anche per il sistema sanitario a supporto, e abbiamo sgonfiato quelle che erano code inutili, perché teniamo presente che tutti quegli infermieri che dovevano essere dedicati al servizio di tamponamento, quindi un servizio molto continuo, venivano portati via dai reparti, e così facendo abbiamo potuto tornare a lavorare anche in ospedale con gli infermieri che non erano più sequestrati dal servizio. Aveva anche il dato sulla marca Trevigiana? La marca Trevigiana è la seconda ASL del Veneto per somministrazione di tamponi, e parliamo di 1.677.000 tamponi. La più virtuosa, fra virgolette, è la Scaligera, quindi Verona, ma di poco superiore, per 1.730.000, e la terza è la Padovana, Leuganea. Quindi veramente anche diciamo, il Veneto e il Trevigiano si sono distinti. Senta, come sta andando con questa Omicron adesso, che pare essere estremamente contagiosa, però ecco, forse anche l'utilizzo dei tamponi fai da te a casa che voi vendete è stato un po' sdoganato. Insomma, noi abbiamo anche fatto alcuni servizi in cui raccontavamo proprio della gente che faceva incetta, li teneva a casa come tieni, insomma, in dispensa le cose utili o la scatola dei cerotti, e poi in caso si fa il tampone a casa. Ecco, come possiamo fotografare la realtà di adesso, quindi con una primavera alle porte dell'estate? Allora, sicuramente la situazione è molto più gestibile adesso. La pandemia si sta un po' sgonfiando, se non altro nei numeri assoluti. Continuiamo a trovare parecchi positivi in farmacia, ma questo è anche dovuto al fatto che mentre prima venivano a tamponarsi anche i soggetti che per motivi lavorativi, non avendo fatto la vaccinazione, venivano per avere il Green Pass, adesso generalmente testiamo chi ha un dubbio
o per sintomi leggeri o perché è venuto in contatto, quindi chiaramente la percentuale magari aumenta, però sicuramente c'è una diminuzione del numero dei tamponi e quindi questo ci permette anche di lavorare un pochettino meglio. Come diceva lei, Omicron è molto infettiva, magari i sintomi sono più leggeri e questo lo si sa ormai, basta vedere i dati di ospedalizzazioni sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva e questo ci fa ben sperare per l'evoluzione estiva ma anche autunnale. Generalmente si spera, questa è la storia, il virus muta per arrivare ad essere un po' meno violento però più virulento, cioè più infettivo, questo per permettergli di vivere di più nel territorio e nella popolazione. Se così fosse io spero e mi auguro che anche la misura dei 7 giorni di isolamento per i positivi, questo è un mio pensiero personale ovviamente, non di sindacato ma mio pensiero personale, venga ridotta perché effettivamente adesso ci troviamo con una discrasia tra quella che è una situazione di liberi tutti che va bene, ci può anche stare come segnale, certi paesi lo hanno fatto anche molto prima di noi, magari forse in maniera un po' avventata, azzardata, però diciamo che l'Italia da questo punto di vista va sempre un po' con i piedi di piombo. Comunque sicuramente liberi tutti aumenterà quella che è la diffusione del virus, se i dati rimarranno bassi io mi auguro che si arrivi a trattarla come una malattia delle vecchie, delle classiche, per cui uno sta a casa con la febbre e con i sintomi, appena sta meglio dopo un paio di giorni torna a lavorare senza quel fardello di burocrazia che si porta dietro il Covid. E tra poco parleremo anche di mascherine, no? Perché poi adesso si discute tanto e se ne parlerà, è il tema del sondaggio di Ring di questa sera, proprio perché diciamo, le disposizioni di contenimento da Covid scelte dal governo impongono di utilizzare la mascherina ancora chi lavora. Voi ovviamente la indossate ma probabilmente lo fareste ugualmente visto che insomma, la farmacia è un luogo in cui si arriva se si ha bisogno, la devono tenere gli alunni a scuola, la devono tenere tutte le persone che lavorano ma non la devono tenere gli utenti e qui insomma, in farmacia arrivano senza mascherina? Beh, garantisco che dal primo giorno di libertà abbiamo avuto una quota visibile di persone che si presentavano senza mascherina. Comunque la maggioranza dei nostri utenti ancora la usa e questo mi fa molto piacere, a volte ci chiedono ma devo, non devo, allora noi diciamo è fortemente consigliato e raccomandato, non è più obbligatorio, poi dopo sta ovviamente alla persona. Chiaro che come diceva giustamente lei noi continueremo a metterla, avremmo continuato lo stesso, così come anche i famosi plexiglass vedo che vengono mantenuti in gran parte delle farmacie, perché questo è una protezione soprattutto nei confronti del cittadino ma anche una garanzia nei nostri confronti. Teniamo presente che noi non abbiamo mai controllato il Green Pass in ingresso, quindi chissà quanti positivi sono entrati in farmacia e inconsapevolmente da parte nostra, forse anche da parte loro. Quindi la mascherina per me è ancora un presidio essenziale. Trovo giusto che lo Stato abbia deciso di comune accordo col Ministero dell'Istruzione di mantenere fino a giugno la mascherina per le scuole, un mese in più non cambia niente, vedremo l'anno prossimo, ma soprattutto ritorno. Se liberiamo tutto dobbiamo anche dare la libertà alla gente di trattare questa come una malattia comune, se no si innesca di nuovo un circolo vizioso di chiusure, di quarantene, di classi chiuse, di ambienti del lavoro che vengono decimati dal personale, quindi dobbiamo trovare un equilibrio. Sicuramente ci staranno pensando il Ministero della Salute e i ministri competenti. Dal nostro punto di vista consigliamo ancora l'utilizzo delle mascherine e noi le usiamo, noi continuiamo a usare ovviamente la FFP2 ma vedo che tanta gente usa ancora la FFP2 che sono più protettive. Voi avete lavorato tantissimo anche con le scuole, no? C'è stato un periodo del boom delle quarantene nelle scuole e voi avete veramente sfoltito le code al servizio sanitario perché facevate i tamponi i famosi tamponi di fine quarantena, quindi avete lavorato tantissimo con i ragazzi. Immagino non sia stato sempre semplice, no? Perché parliamo di ragazzi e bambini, no? Quindi ci vuole anche un po' di tempo per somministrare e fare un tampone ad un bambino, non è così semplice come per un adulto. Certamente, guardi, ha toccato veramente un tasto molto particolare, molto dolente. Ci siamo subito ovviamente resi disponibili e anche in quel caso abbiamo veramente tolto una patata bollente alle varie ASL, perché quando ci siamo trovati le code di ragazzini delle scuole
per testing, non soltanto per, come dice lei, la fine, ma anche inizialmente erano anche per il T0 e quindi l'ingresso e il controllo, i tamponi di controllo per la classe e per i contatti. Ci siamo trovati a gestire, oltre alla carica dei clienti e dei pazienti che venivano normalmente a tamponarsi, anche le scuole. C'è stata anche una grossa difficoltà inizialmente a interpretare quella che era la volontà e la legge, perché dovevamo avere una documentazione molto cavillosa in certi casi, e questo ha creato, parlo per esperienza nella mia farmacia, a volte delle diatribe con l'utente che non sapeva, non era informato di dover portare della documentazione, quale documentazione, firmata da chi. Quindi inizialmente è stato veramente faticoso, perché a volte abbiamo fatto tamponi anche sapendo che probabilmente non ci sarebbero stati poi riconosciuti e rimborsati dallo Stato, ma poco importa, non è quello, è proprio il tema di gestire una ulteriore massa di persone che di punto in bianco, potendo evitare di fare code ai Covid point, quindi code di ore in auto, chiusi con il patema, venivano in farmacia e pretendevano di farlo quasi subito, e anche noi non è che potessimo trick track da un momento all'altro mettere su altri 20, 30, 40 tamponi oltre a quelli già pianificati. Però ci ha dato soddisfazione, ci siamo dimostrati capaci di rispondere a una esigenza. Sicuramente 3 anni fa, prima della pandemia, non avrei mai potuto immaginare personalmente l'evoluzione della nostra professione. Non a caso il Parlamento aveva riconosciuto questo ruolo, e direi che sicuramente questo è... Nella trasformazione delle cure primarie in futuro la farmacia è sempre più tenuta presente dal legislatore, proprio perché si è reso conto che non solo a parole ma anche nei fatti siamo radicati nel territorio e possiamo rispondere velocemente. Noi cerchiamo sempre una sponda nel pubblico e viceversa. A volte vorremmo che il pubblico potesse essere un po' più aperto nei nostri confronti, ma sono sicuro che un po' alla volta con la dimostrazione della nostra capacità nel territorio, nei confronti del pubblico, che già ci apprezza molto, lo dico senza non con falsa modestia, ma perché tantissimi sondaggi dicono che la professione del farmacista e la farmacia vengono reputati dalla popolazione come una professione molto importante e di vero vicinato nei confronti della popolazione. Dottor Patelli, ci fermiamo per pochi secondi, andiamo in pubblicità, poi abbiamo ancora una decina di minuti per parlarne insieme. Grazie. A tra poco. Prima edizione, ben ritrovati, vi ripresento il dottor Livio Patelli, Farmacie Unite, con noi da circa una ventina di minuti per raccontare un po', fare la fotografia di quello che è stato il lavoro, il ruolo delle farmacie in questi 2 anni, no? Anche proprio per togliere un grande peso al sistema sanitario nazionale e assorbire attraverso le vaccinazioni, ma anche e soprattutto i tamponi. Insomma, vi siete fatti carico di un grande lavoro in questi 2 anni. Allora, sempre per restare in tema di quarta dose, io immagino che voi, insieme ai medici che lavorano negli ospedali, siate i primi cui potrebbe essere rivolta la quarta dose, oltre ai fragili come adesso. Sì, sicuramente. Tanto per noi fino al 31 dicembre 2022 c'è obbligo di vaccinazione, quindi con ogni probabilità, io penso in autunno, all'inizio dell'autunno, così come è stato in questi anni, ci verrà proposta la vaccinazione anti-influenzale e anche anti-Covid. A tal proposito noto che il dottor Marco Cavaleri, il capo della task force dell'EMA, dell'Agenzia di Autorizzazione all'Immissione in Commercio dei Medicinali Europea, prevede che per settembre saranno disponibili i vaccini anti-Covid adattati, aggiornati alle varianti Omicron. Ovviamente la tecnologia e la scienza vanno avanti, sicuramente le 2 grandi aziende, le aziende in generale che hanno prodotto vaccini in questo periodo, ma soprattutto le 2 più grandi che hanno creato l'80-90% dei vaccini somministrati in Europa, sono già a buon punto con i vaccini di seconda generazione che includano anche le varianti. Quindi sicuramente a settembre ci sarà una chiamata generale per quel che riguarda il nostro comparto. Poi vedremo a livello generale, mi pare che Palù abbia... Stavo cercando proprio la notizia che ha battuto l'ANSA nella giornata di ieri del presidente di AIFA, che ha spiegato che si sta ragionando se somministrare la quarta dose a tutti questi famosi vaccini aggiornati a partire da settembre, però non è ancora stato definito nulla. Eccola qui, adesso non so se la regia riesce ad inquadrarla: vaccini Palù su quarta dose a tutti, valutazione a settembre.
sicuramente per i sanitari, no? Quindi sì. Chi lavora. Cosa dire? Io penso che dobbiamo entrare un po' nell'ordine delle idee, che così come avviene per il vaccino antinfluenzale, da tantissimi anni si fa la campagna vaccinale in autunno e ormai la diamo per scontata. Anche la campagna vaccinale anti-Covid almeno una volta all'anno, finché il virus non si endemizzerà completamente, quindi diventerà al pari di un'altra malattia, ci obbligherà a fare, penso, un richiamo annuale. Lo si sa dai dati statistici che nel giro di 4-5 mesi la copertura vaccinale scema in maniera importante. Quindi almeno rimanere coperti per la parte autunnale invernale, sicuramente quella fredda, potrebbe aiutare le attività commerciali, economiche, la scuola, il mondo della sanità, quindi è anche una questione di interesse pubblico. Poi vedremo l'evolvere della situazione, però sicuramente per noi varrà questo e poi vedremo. Anche perché insomma non dobbiamo dimenticare quello che è stato 2 anni fa. Noi 2 anni fa abbiamo rinunciato a vivere, le persone hanno rinunciato a lavorare, i ragazzi non sono più andati a scuola, quindi in qualche modo i vaccini ci hanno fatto tornare alla vita così come la conoscevamo, e allora andremo a vedere quali saranno i dati a partire da settembre. Sappiamo che il virus con le temperature molto alte dell'estate tende ad addormentarsi, non so come funzioni. Sì. Ma insomma ad andare in letargo e poi a risvegliarsi in qualche modo tra settembre e ottobre. Un po' come tutti i virus risente negativamente delle temperature elevate e della vita all'aria aperta, che ovviamente fa disperdere il virus più facilmente che non l'ambiente chiuso. Sì, probabilmente nell'autunno rivedremo una recrudescenza, sarà da capire se appunto rimarremo su delle varianti che saranno gestibili a livello domestico, come sta avvenendo adesso per la Omicron, e quindi il sistema sanitario non riceverà un grande impatto. È tutto da vedere, nessuno di noi può dirlo. Potreste essere coinvolti per la 4ª dose anche per tutti, no? Sì, potrebbe essere così, adesso sarà da vedere, sì, sicuramente. Nel momento in cui decideranno per la 4ª dose per tutti, credo che chiederanno una mano alle farmacie, le farmacie risponderanno presente come hanno risposto presente fino a questo momento. Senta, in ultima battuta, prima di lasciarci, maggio stanno spuntando tanti altri virus che avevamo un po' dimenticato, avendo in mente soltanto il Covid, ma immagino che voi li stiate vedendo e forse il fatto di togliere la mascherina non aiuterà. Beh, sicuramente il fatto di togliere la mascherina darà sfogo anche ad altri virus che circoleranno, complice anche il fatto che il Covid in questo momento è meno potente del passato, anche se è molto infettivo. Sì, vediamo, ero di turno proprio ieri e ho visto tanti bambini con febbri, gastroenteriti, e quindi un po' di normalità. Dispiace per i piccoli, però ci fa anche ben sperare sull'idea che il mondo torni a una pseudo normalità. Come diceva giustamente lei, non dobbiamo dimenticarci di quell'inverno bruttissimo e buio di 2 anni fa, il lockdown, i tanti morti della prima ondata, quindi ritorniamo sempre là. Io lo chiedo soprattutto alle persone che a volte sono un po' scettiche. La scienza ha fatto dei passi e ci ha permesso di tornare rapidamente a vivere quasi normalmente. Normalmente lo sarà quando toglieremo le mascherine e non ci saranno più le quarantene, però diciamo che adesso si torna a stare in compagnia, si torna a fare le feste di fine anno della scuola, i bambini hanno sofferto anche di questo l'anno scorso, quindi diamo sempre merito alla scienza di quello che sta facendo e fidiamoci dei medici, dei farmacisti o di tutte le persone coinvolte nel processo a volte di convincimento che cerchiamo di fare in farmacia, perché noi non prendiamo dogmaticamente quello che ci viene dato, ci sono studi dietro a tutto quello che viene proposto dallo Stato e dal Ministero della Salute. Sono studi che ci hanno portato fuori dalla pandemia, no? Sicuramente. Persone, medici, scienziati che ci hanno portato fuori dalla pandemia, e questo è innegabile, assolutamente innegabile. Dottore Patelli, grazie per essere stato in nostra compagnia, davvero. Grazie, la voce Anna. Delle Farmacie Unite. Ci riaggiorniamo quando ci saranno novità anche su questa 4ª dose, quindi volentieri. Buon lavoro e grazie anche a tutti i farmacisti che oggi lei ha rappresentato. Grazie a voi dell'invito, buona giornata a tutti. Allora noi proseguiamo e andiamo subito a Porto Tolle dal nostro Lucio Zanato. Parliamo di siccità e il Polesine ha accolto la sfida. Vediamo come. Lucio, ci senti?
Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Vedete, questo è il riso rosso che viene come dire, seminato da questo trattore. Hai detto giustamente, mi trovo a Porto Tolle, qui siamo a Camen-Dramin, area da sempre vocata alla coltivazione del riso rosso perché è un riso che è preparato proprio per essere seminato, quindi contro possibili funghi, ma soprattutto anche perché quando si gira col trattore, abbiamo ripreso questa mattina, lo faremo vedere nella puntata di Agricoltura Veneta, non è facile orientarsi in mezzo all'acqua e quindi il rosso del riso serve anche per crearsi la traccia per la semina successiva. Insomma, c'è tanto lavoro nel riso veneto e allora capiamo anche perché questo lavoro è stata una sfida quest'anno con Giorgio Cellatori, produttore di riso. Buongiorno Giorgio, perché quest'anno è veramente una sfida per voi la produzione di riso? La sfida deriva dal fatto che non c'è la sicurezza che avremo l'acqua per arrivare alla fine del raccolto. Il Po è ai livelli che di solito ha a luglio, quindi quando siamo alla fine del ciclo colturale, quando praticamente il chicco è già strutturato sulla pianta e se anche c'è una carenza di acqua si riesce a sopperire in qualche modo. Adesso siamo già al minimo sindacale, diciamo, che serve per coltivare. E vuol dire che sarà una sfida dura arrivare alla fine, dovremo adottare tutti i mezzi possibili per poter approvvigionarci dell'acqua. Ma voi non avete l'Adriatico a due passi, dicono sempre che il Polesine va sempre sotto acqua? Sì, però andiamo sotto acqua salata a sto giro, che non va bene per le risaie. Perché brucia la pianta, non l'aiuto il sale? No, il sale sopra il 2 per 1000, che è un dato diciamo tecnico, danneggia il riso. Il riso praticamente vediamo le risaie che anziché migliorare la vegetazione vanno a spegnersi fino a non produrre. Ecco, ma giusto per capire, voi qui in Polesine avete la tradizione del riso. In questo momento in cui come dire, c'è carenza di acqua e soprattutto c'è il pericolo che torni sul cuneo salino, perché non cambiare produzione considerando anche quelli che sono stati e che sono i mercati mondiali, la carenza del mais, la carenza ad esempio dell'olio di semivari, quindi anche che ne so, del girasole? Allora, primo perché l'azienda si struttura su una rotazione culturale di più anni e tutte le operazioni che facciamo noi fino a prima della semina servono per seminare i raccolti che sono stati programmati. Faccio un esempio: su una risaia che è stata lavorata per seminare il riso, il terreno non è preparato adeguatamente per il mais, non si poteva seminare il grano perché era bagnato e come secondo, ma non come meno importante, dividere i raccolti su più prodotti aiuta a dividere il rischio da avversità atmosferiche e da dissesti economici sui prezzi che possono esserci. Più prezzi ci sono, più si divide il rischio. A proposito di prezzi, ma voi in questo momento con il fatto che l'Ucraina ha chiuso i mercati, quindi c'è carenza di mais eccetera, state facendo grandi affari? Allora, grandi affari, teniamo conto che le aziende hanno cominciato a vendere i prodotti da subito, quindi gli aumenti che ci sono stati fatti con purtroppo il fattore guerra vanno ad incidere su una parte relativa di prodotto, quello che abbiamo tagliato l'anno scorso, e comunque ci servono per compensare gli aumenti di prezzi dei mezzi tecnici, perché i concimi, cioè tutto è esploso. E quindi praticamente andate in pareggio, insomma. Voi andate in pareggio, gli allevatori che comprano il vostro mais invece vanno in perdita, perché sappiamo, Anna, lo sai che sappiamo che ci sono tantissime aziende che stanno chiudendo e tantissime sono le aziende che non producono più latte perché il latte prevede un forte consumo di cereali e tutto questo però va a, come dire, a chiudersi nei guai per noi, perché noi non troveremo più latte, non troveremo più carne. Come andrà a finire se continua così? Il riflesso più veloce è avere degli aumenti sugli scaffali. Lì è la cosa più automatica, perché nel momento in cui gli allevatori cominciano, come stanno facendo, a saltare dei turni, saltare dei cicli, c'è una carenza di produzione di carne per cui il prezzo tende ad aumentare. Teniamo comunque conto che le filiere sono tutti vasi comunicanti, per cui non è che i prezzi dei cereali vanno su e viva e gli allevatori non contano. Gli allevatori fanno parte della filiera, bisogna che ci siano perché i cereali vanno
agli allevamenti e quindi serve che la filiera rimanga in piedi tutta. Ecco, per invece tornare al tema della salinità, voi per riuscire a stare tranquilli quanto dovrebbe piovere nei prossimi giorni? Beh, il quanto, parliamo di centinaia di millimetri, faccia conto che noi qui su una media di 50 millimetri ne avremo presi 150, quindi non riusciremo più a recuperare. Quindi la siccità sarà endemica? La siccità ci sarà, quindi bisogna che stiamo molto attenti sull'uso dell'acqua, che stiamo preparati ad avere possibilmente anche in risaia dei livelli di acqua che magari ci consentano di stare qualche giorno senza prelevarla quando ci sarà la risalita del cuneo, perché se andiamo così comunque ci saranno dei danni da cuneo salino e quindi stiamo tentando in tutti i modi di prepararci anche con pompe ausiliarie per tirare sull'acqua dalle zone dove si riesce a pescare più a monte, naturalmente anche ben assistiti anche dai consorzi di bonifica che stanno facendo il loro dovere, insomma. Grazie a Giorgio Uccellatori. Anna, proprio per questo oggi qui in Polesine è venuto il senatore Giampaolo Vallardi, che oltre che essere di Treviso è soprattutto il presidente della Commissione di Agricoltura in Senato. Allora, la prima cosa importante è che questa notte voi avete dato il via libera a un'importante legge che aiuta l'acqua. Sì, innanzitutto buongiorno, buon pranzo e buon lavoro per chi sta lavorando. Sì, stanotte all'1:30 di notte abbiamo approvato l'emendamento, quello sul deflusso minimo vitale, che va a prorogare di altri 2 anni quello che era l'entrata in vigore del deflusso ecologico, che alla fine bloccava il prelievo dell'acqua da parte degli agricoltori per problemi appunto dei cambiamenti climatici che purtroppo fanno sì che quindi insomma gli agricoltori avranno acqua, insomma. Sì, per altri 2 anni sicuramente sì, e poi ci stiamo lavorando perché chiaramente bisogna far capire alla comunità europea che i fiumi a carattere torrentizio in Italia sono diversi da quelli del nord Europa. Il Tamigi è un po' diverso dal Piave, la Senna e il Danubio Blu sono ben altra cosa dal regime idraulico del fiume Piave. Chiaro che il problema c'è, esiste e va affrontato con gli investimenti, agricoltura 4.0, quindi bisogna cambiare i vecchi metodi di irrigazione, bisogna portare i nuovi metodi di irrigazione tipo goccia a goccia, si riesce a risparmiare anche oltre il 50% dell'acqua che si consumava prima e avendo anche effetti migliori sulla crescita delle piante, quindi stiamo lavorando in quella direzione, però ogni tanto anche una notizia positiva e devo dire che tutti hanno capito, anche gli ambientalisti, quanto sia difficile la situazione, ma soprattutto anche quanto l'agricoltura abbia bisogno di acqua. Non solo l'agricoltura, anche il settore urbano, la gente, bisogna lavorare con attenzione, risparmiare, e per fare questo bisogna investire e lo stiamo facendo col PNRR e i diversi soldi che arrivano. Insomma, Roma sta rispondendo in qualche maniera a quelle che sono le esigenze del territorio. Ma Roma sta capendo, cosa che magari in passato non si riusciva a fare. Oggi, a forza di battere il ferro, si riesce anche a forgiarlo e vediamo che sta passando questa concezione. Un po' anche i tristi avvenimenti di quello che sta succedendo nell'est Europa e il fatto che abbiamo bisogno di produrre di più in questo paese, c'è quindi maggiore attenzione della politica all'agricoltura e questo non ci può che far piacere. Ecco, abbiamo Anna in studio da noi. Anna è una mamma, si usa molto il latte, qui abbiamo parlato prima della mancanza di cereali, quindi di una restrizione anche nella produzione del latte veneto e italiano. Voi che ci state lavorando? Ma non abbiamo mai smesso di lavorarci. Il settore del latte in questo periodo speriamo non sia una bolla, nel senso che i prezzi del latte stanno aumentando e questo è sicuramente una boccata d'ossigeno nei confronti dei tanti allevatori che erano in crisi cronica, perché questione quote latte, che tra l'altro questa notte è passato un emendamento che dà uno spiraglio di luce anche a quelli che erano disperati per la vecchia questione delle quote latte che metteva in crisi questo settore. Per fortuna oggi i prezzi del latte stanno aumentando, gli si sta dando il giusto valore reale. Addirittura ci sono paesi del nord Europa che prima erano produttori e esportatori che adesso vengono a chiedere latte qui nel nostro paese. È un segnale positivo, però bisogna aiutare le stalle, bisogna aiutare gli agricoltori. Perché nel frattempo le stalle stanno assolutamente chiudendo e quindi bisognerà dargli una mano, perché noi sappiamo di stalle che veramente mandano al macello i capi, quelli che non potrebbero anche non ancora essere a fine carriera perché non stanno dentro con i costi. I mercati si stanno scombussolando, chiaramente quello
che è successo nell'est Europa sta veramente mettendo in crisi un po' tutto il sistema delle filiere nel nostro paese, però stiamo rispondendo già fin da subito. Domani va in aula il decreto Ucraina, dove ci sono diversi finanziamenti a vario titolo nelle varie filiere del settore agricolo, compresa quella degli allevatori. Ci vuole un po' di tempo per equilibrare il sistema, però di positivo c'è che la politica, magari con i tempi sembrano lunghi, però stiamo facendo tutto il possibile per accorciarli, sburocratizzare gli interventi, e anche si sta lavorando soprattutto affinché i provvedimenti che vengono presi in aula arrivino subito nelle tasche degli agricoltori, perché se arrivano dopo 6-7 mesi chiaramente non hanno gli stessi effetti che si hanno se arrivano subito. Ecco, io se hai ancora un attimo, Anna, volevo ancora una volta qua a Giorgio Cellatori, perché in Polesine sapete che c'è un'altra polemica un altro problema che noi abbiamo sollevato e abbiamo mostrato in diretta quando siamo andati sia con il senatore sia con Giorgio. Siamo andati in mezzo al delta del Po, dove addirittura tutta un'area di risaia è finita sott'acqua, è diventato un pezzo di mare. Avete ancora timore che vengano qui a prelevare il gas metano? A noi parlare di estrazione di gas metano ci sentiamo già i piedi bagnati, a dire la verità, quindi è una cosa che ci preoccupa moltissimo. Teniamo presente che qui tutti i danni, i guai che abbiamo noi oggi derivano dalle estrazioni di metano, per cui una volta che ci si scotta, dopo ovviamente si usa la prudenza oltre ogni limite. Ecco, perché va detto che qui ci sono zone che sono sotto il livello dell'Adriatico di 4-5 metri. Senatore Vallardi, l'altra volta è andato a fare il giro, si è portato questo fardello a Roma. Che risposte date a queste persone che sono sempre lì sul chi va là, pronti a sentire Cingolani che dice domani mattina veniamo a prelevare metano qua? Ma non è solo Cingolani, anche il governatore dell'Emilia l'ho detto ieri alla festa degli Alpini, bisogna riaprire i pozzi, ma finché li riaprono in Emilia ci va anche bene, o al sud Italia dove non ci sono problemi di subsidenza. Io credo che vada affrontato il problema delle estrazioni, perché pensavamo di portare a casa il metano dagli altri paesi quasi gratis e ci siamo accorti che così non è. Dobbiamo ritornare all'autosufficienza energetica. In Italia ci sono tanti pozzi di metano anche in mezzo all'Adriatico che possono essere rimessi in funzione, ma chiaramente non qui in questa zona dal delta del Po in su. Abbiamo anche Venezia da tutelare, non è solo un problema italiano, non è solo un problema veneto, è un problema europeo. Dobbiamo salvaguardare queste zone che hanno già dato troppo in passato e quindi vanno preservate. Al momento non c'è nessuna intenzione in Veneto di riaprire i pozzi, li possiamo riaprire da altre parti. Grazie senatore Vallardi, se non ci sono domande ti ridò la linea a Anna. Chiaro come sempre, grazie delle immagini, delle interviste. Abbiamo sentito parlare di estrazione di gas metano ma anche di agricoltura 4.0, quindi ci sono davvero grandi ragionamenti da fare, perché se si vuole guardare al futuro non si può tornare al passato, un passato che poi ha ferito così tanto i nostri territori, così come il nostro Lucio ci stava raccontando. Allora noi tra pochissimo ci colleghiamo con la nostra Chiara Gaiani da Padova, dovrebbe essere all'aeroporto Allegri di Padova. La vedo collegata. Chiara, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, ti confermo. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo proprio all'aeroporto Allegri di Padova, un aeroporto che è nel centro della città, perché la società che ha in gestione l'aeroporto dallo scorso novembre ha presentato i futuri piani di sviluppo. Ricordiamo che parte di quest'area era anche ad uso militare, l'ultima parte militare dell'aeronautica è stata dismessa lo scorso dicembre, tra l'altro qui avrà sede anche la scuola di formazione dei vigili del fuoco, grazie ad un accordo firmato in prefettura proprio con il comando regionale dei vigili del fuoco di Padova. Ma che cosa accadrà in questa che è diventata insomma in quest'area vastissima? Noi vediamo solo dalle immagini del collega Federico Cibotto una parte di una delle due piste dell'aeroporto Allegri, la pista in cemento che è lunga più di 1 chilometro, c'è poi anche una seconda pista che è tutta completamente verde, è un aeroporto
aeroporto che ha una fondamentale importanza per la città, nonostante le varie polemiche, il dibattito sempre aperto per quanto riguarda la sicurezza, perché ci troviamo proprio a ridosso del centro cittadino, in una delle aree anche più trafficate di questa zona di Padova. Quella che vediamo infatti è la via di accesso e di arrivo dalla zona dei Colli nel centro di Padova. Ecco, importante perché tra le varie funzioni di questo aeroporto c'è quella di soccorso. Infatti qui atterrano gli elicotteri del SUEM 118 e viene anche usato per il trasporto degli organi, e sappiamo come l'azienda ospedale Università di Padova sia tra i più importanti centri di riferimento italiano per quanto riguarda proprio il trapianto degli organi. Che cosa accadrà allora qui? Innanzitutto i lavori a breve. Il primo riguarda proprio la pista che vi stiamo facendo vedere in questo momento. Sarà rifatto un manto che in realtà è percorribile dai velivoli, perché è un manto in cui non si formano pozze d'acqua, però sarà completamente rifatto grazie ad all'accesso ad un finanziamento di ENAV di circa 1 milione di euro, come saranno sistemati gli hangar attualmente esistenti. Per quanto riguarda poi i piani a medio termine, andiamo innanzitutto a servire gli elicotteri, soprattutto gli elicotteri di soccorso, con la sistemazione della piazzola e anche un aumento della sua area, e poi con l'attivazione di una procedura PINS per gli elicotteri di soccorso. Ma la cosa forse più importante per noi cittadini è quello che riguarda il volo notturno. Infatti sarà attrezzato questo aeroporto per il volo notturno, in modo tale da garantire la possibilità di atterraggio soprattutto per gli elicotteri e per i velivoli di trapianto di organi 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Se poi tutta una serie di progetti che riguardano il futuro, cioè dei piani a lungo termine, cioè la sistemazione nell'area militare degli hangar dismessi e anche delle palazzine servizi. C'è un altro punto su cui si pensa di investire per quest'area. Ovviamente la sicurezza di questo aeroporto resta un tema molto importante. Anna, tu stessa probabilmente nella tua storia giornalistica hai raccontato i problemi legati al fatto che questo aeroporto resta comunque in centro città, e l'anno scorso le cronache hanno registrato anche un grave incidente, era il giugno del 2021, un incidente aereo proprio in questa zona. Per fortuna ha solo sfiorato i condomini, un velivolo che è caduto ed è morto il pilota, che era un uomo di 84 anni che stava arrivando qui a Padova dalla Lombardia. Dicevamo, si vuole puntare sul turismo. Perché? Perché Padova con la dichiarazione di Padova Urbs Picta sta diventando una città molto attrattiva. Ci raccontavano che la ricerca di Padova e Urbs Picta nei principali siti e canali di ricerca online è aumentata in questo periodo del 1200%. L'avioturismo è un turismo interessante soprattutto per chi arriva dal nord Europa, in modo particolare dalla Germania, ma ci raccontavano che l'avioturista è anche un turista molto esigente. Per ora i flussi soprattutto nordici in Europa fanno atterrare persone che arrivano dalla Germania, ma anche dai paesi scandinavi, nella penisola iberica, Spagna, Portogallo, alcuni in Francia. In Italia arriva solo parte del traffico che arriva dalla Francia e dalla Slovenia. I tedeschi non sono interessati ad atterrare in Italia per ora, perché sono appunto turisti esigenti che chiedono per esempio di pernottare all'interno degli aeroporti, chiedono quindi di avere servizi di alta qualità. Ecco, questo potrebbe essere il futuro dell'aeroporto Allegri in un piano di rilancio complessivo di tutto il turismo che riguarda la città di Padova, e anche in vista di un appuntamento molto importante per il Veneto 2026, Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Grazie Chiara, grazie che hai ricordato appunto anche l'appuntamento con le Olimpiadi. Stiamo vedendo così cantieri sparsi in tutto il Veneto, soprattutto sul versante della montagna, per provare ad accogliere i turisti, ed è interessante anche questa lettura, questo futuro ipotizzato per l'aeroporto Allegri come aeroporto turistico, dove oggi invece è ancora solo militare. Grazie Chiara, buon lavoro a te e a Federico Cibotto, arrivederci.
Allora noi andiamo avanti, abbiamo la possibilità adesso di darvi le generalità dell'uomo che è precipitato ieri sul picco di Roda, ve l'abbiamo data la notizia nel corso dei nostri notiziari, abbiamo anche un video da farvi vedere, ora possiamo anche dirvi che purtroppo l'alpinista deceduto si chiamava Carlo Ghedin, friulano di 47 anni, originario di Latisana e ora invece residente in provincia di Udine. Forse una distrazione, un piede in fallo sono costati a lui la vita quando ieri era partito in mattinata da casa per raggiungere la cima del picco di Roda. Siamo nel comune di Pieve di Cadore, doveva essere una salita semplice, invece purtroppo si è trasformata in una tragedia. Ghedin sulla cima è arrivato, salvo poi però scivolare dapprima su una cengia e poi in un canalino dove ha trovato la morte dopo un volo di circa una centinaia di metri, quindi è riuscito a dare l'allarme, a chiamare i soccorritori dicendo fate presto, sto per scivolare. Purtroppo quando i soccorritori sono arrivati hanno trovato il suo corpo in un canalone. Dunque l'uomo deceduto si chiamava Carlo Ghedin, aveva 47 anni. Continuiamo ora, ci spostiamo nel Vicentino perché venerdì 13 apre al traffico il nuovo ponte sul fiume Gua lungo la strada Mondrosina, opera attesa, arteria che servirà anche a creare un'alternativa al traffico che imperversa nella zona di Montecchio interessata dai lavori per la TAV. Vi facciamo vedere le immagini. Il nuovo ponte della Montorsina, a cavallo tra Montorsio e Montecchio Maggiore, apre al traffico venerdì 13 maggio. Buona notizia per l'Ovest Vicentino, che recupera un'arteria strategica in un momento di particolare stress viario dovuto ai cantieri stradali che interessano l'area. L'importo dei lavori a carico della provincia è di 1.600.000 euro. Il cantiere è stato aperto nel giugno dello scorso anno con le opere preliminari. A fine luglio è stato demolito il vecchio ponte sul fiume Gua lungo la strada Montorsina in stato di degrado e con pile di sostegno che rappresentavano un ostacolo al deflusso delle piene. A inizio marzo è stato posato il nuovo ponte, a cui mancavano solo le opere complementari per essere aperto, adesso concluse. Giovedì sono previste le prove di carico e venerdì l'apertura ufficiale. Ci spostiamo a Salgareda, Marca Trevigiana, perché non è stato necessario l'intervento di ARPAV. Ieri i vigili del fuoco di Motta, Conegliano, Treviso, Mestre e San Donà sono intervenuti nel primo pomeriggio per l'incendio dei pannelli, all'incendio dell'impianto fotovoltaico dello stabilimento della Codognotto. L'incendio è sotto controllo, in serata sono state ultimate le operazioni di messa in sicurezza. Pare che il rogo si sia scatenato a partire da un cortocircuito ad un inverter dei pannelli fotovoltaici presenti dietro ai capannoni principali. Con la cronaca ora andiamo a Venezia perché ieri pomeriggio ci sono stati attimi di tensione per uno scontro tra tifosi prima della partita Venezia-Bologna. Un tifoso è anche finito in acqua, vediamo. Scontro tra ultras prima della partita tra Venezia e Bologna. Il tafferuglio è avvenuto poco prima dell'inizio. Circa una ventina di ultras, per cause ancora da accertare, sono arrivati alle mani nei pressi dell'Arsenale, poco distante dalla Biennale. Nello scontro sarebbero rimasti coinvolti anche alcuni avventori di un ristorante e i visitatori della mostra. Il culmine sarebbe avvenuto anche con lo sparo di un grosso petardo. Durante la colluttazione un tifoso sarebbe anche finito in canale, altri invece sono rimasti feriti. Le forze dell'ordine stanno indagando su quanto accaduto. Nel frattempo le due squadre sono entrate in campo e questa volta ad avere la meglio è stato il Venezia di mister Soncin, che ha chiuso la partita con il risultato di 4-3 al fotofinish. Eccoci, ben ritrovati in studio. Allora vi presento i nostri prossimi ospiti. Come annunciato un po' all'inizio di questa prima edizione, siamo partiti parlando delle farmacie, del grande lavoro di questi 2 anni, lavoro fondamentale, primo punto di riferimento sul territorio degli utenti. Adesso parliamo di un'altra categoria altrettanto fondamentale, quella degli infermieri. Saluto e ringrazio gli ospiti che mi hanno raggiunto: Guerrino Silvestrini, segretario Nursing Up Veneto, che è il sindacato di infermieri. Buongiorno Guerrino. E Stellina Piscitelli, anche lei è del Nursing Up di Treviso, se non sbaglio. Della segreteria di Venezia. Della segreteria di Venezia, mi perdoni, ho scritto Treviso ma invece siamo a Venezia. Parlate in qualche modo a nome di tutti i vostri colleghi che in questi 2 anni hanno dato anima e corpo anche per gestire la pandemia. Allora, il sindacato, facciamo un passo indietro, venerdì scorso era in prefettura dopo una breve manifestazione di protesta, sono stati ascoltati.
Partiamo da lei, Guerrino. Allora, voi avete portato sul tavolo della prefettura 2 richieste molto importanti che in qualche modo raccontano di un lavoro fermo da anni per quanto riguarda il contratto e da mesi invece per quanto riguarda un'indennità Covid che la Regione ha destinato a chi ha lavorato in questi anni per la pandemia. Nella realtà la prima nostra input che abbiamo dato alla prefettura è stato rispetto al fatto che il tempo della vestizione e svestizione non è stato fin qui riconosciuto dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, inspiegabilmente direi. Il contratto del 2018 lo ha introdotto dopo una serie di sentenze a livello nazionale che andavano a riconoscere il tempo di vestizione come tempo lavoro. Il contratto, come dicevo prima, lo ha introdotto come norma contrattuale e questa doveva essere applicata, come succede sempre per le norme contrattuali, e non lo è stata. E quindi solleciti ripetuti, anche una nota del nostro studio legale, non hanno prodotto il risultato dell'applicazione contrattuale. Allora ci siamo decisi a proclamare lo stato di agitazione e a chiedere al prefetto il suo intervento. L'intervento del prefetto diciamo che non è stato ancora risolutore. Abbiamo convenuto col prefetto di sospendere, non di chiudere lo stato di agitazione, di sospendere lo stato di agitazione in attesa che secondo quanto diciamo indicato dalla parte aziendale entro la fine del mese arrivino delle proposte per il pregresso, diciamo parliamo di 2018-2022, 4 anni che valgono circa, per quanto detto dall'azienda, per conteggi fatti dall'azienda, 3 milioni di euro all'anno. E appunto per quanto riguarda il pregresso, cioè i 4 anni di arretrato, e comunque per arrivare all'applicazione puntuale da ora in poi, insomma. Ce lo racconta Stellina, perché la questione è una questione non banale. Attenzione, i tempi di vestizione e di svestizione in questi 2 anni di Covid che cosa hanno significato? Era una parte molto importante prima di entrare in servizio, perché ogni operatore doveva essere vestito adeguatamente con i dispositivi di protezione individuale che oltre ad avere una tuta ci sono delle procedure da seguire. Ogni procedura ha ulteriori minuti di tempo vestizione e svestizione, nonché è inclusa anche una doccia, quindi sono stati tanti minuti che gli infermieri hanno dedicato per essere pronti in modo adeguato sia per la protezione di se stessi che degli utenti che assistono, minuti spesi appunto per essere correttamente vestiti. Faccio un inciso tecnico: l'infermiere quando prende servizio deve arrivare già con una divisa e non può timbrare, andarsi a cambiare, esatto, e poi è tutto nell'orario di lavoro. Noi, per senso di dovere, di rispetto dei colleghi, di rispetto dell'attività assistenziale e di tutte poi le scadenze di orario, si arriva anche con 10 minuti prima a dare il cambio in divisa. Ed è un sistema questo che fino al contratto del 2018 si è basato su un senso del dovere, di rispetto, buon senso del lavoratore, però non si può basare un lavoro sul buon senso, è chiaro. La normativa è intervenuta con il contratto del 2018 che ormai è già scaduto da 4 anni, sappiamo che già siamo quasi pronti per il prossimo, e l'azienda, la Marca Trevigiana, ancora non ha riconosciuto questo impegno dei lavoratori come orario di lavoro completo, non c'è. E giustamente voi avete portato la questione davanti alla prefettura. Poi c'è il premio Covid, cioè una sorta di uno stanziamento fatto dalla Regione del Veneto per chi ha lavorato, perché insomma avete fatto tutti straordinari, avete lavorato oltre le modalità canoniche nel 2 anni di pandemia. Anche qui i soldi sono fermi. Diciamo che bisogna fare
un punto di chiarezza. Sì. Nella prima e seconda fase pandemica la Regione ha fatto uno stanziamento che è stato erogato nel 2000 e questo stanziamento non erogato è la seconda parte, un'ulteriore parte che è stata erogato per l'ultima attività pandemica, quella del 2021/22. Sono stati assegnati dalla Regione Veneto 2.450.000 euro. Abbiamo chiesto sia verbalmente sia per iscritto all'azienda più volte di erogarli, perché il lavoro era stato fatto, come sapete e ricordate, alla fine del 2021 non era per niente rosea sotto il piano del Covid, quindi l'attività è stata chiesta agli infermieri particolarmente, ma anche alle altre figure sanitarie. È stata data, è stata resa, questi 2.450.000 euro sono stati erogati dalla Regione Veneto. Io credo che, come ripeto abbiamo più volte insistito nel chiedere, dovessero essere erogati da subito, dai primi mesi del 2022. Poi, per effetto di una discussione al tavolo di trattativa, si è detto eroghiamo dopo le RSU. Le RSU sono finite da un mese ormai, cioè voglio dire, non si può più aspettare. I lavoratori hanno dato e quel poco, perché poi poco comunque è sempre importante, il denaro è sempre, il ricompenso è sempre una cosa importante. Si parla di 400-600 euro pro capite ai sanitari, devono essere erogati immediatamente, direi. E qui stiamo parlando sostanzialmente di soldi, di stipendio, ma c'è un'altra questione che a noi anche come giornalisti sta molto a cuore e che vorremmo provare a chiarire in questa sede attraverso il vostro aiuto. Si sta parlando di carenza di personale, carenza di infermieri, carenza di OSS negli ospedali, ma anche nelle case di riposo, e così la Regione ha intanto annunciato che ci saranno dei nuovi corsi e poi ha annunciato la nascita futura di questa figura che per abbreviare chiameremo il Super OSS. Allora partiamo da lei Stellina, che cosa significa, cioè qual è il programma, che intenzioni ha la Regione, e voi invece da infermieri che cosa rispondete? L'emergenza Covid ha evidenziato delle carenze strutturali, soprattutto nelle case di riposo, che erano proprio organizzative di risorse umane, proprio nello specifico. A capo di questa... Perché gli infermieri non facevano più solo gli infermieri, ma facevano le telefonate coi parenti, facevano tante cose, no? Si prende in carico dell'assistito a 360 gradi, quindi non è solo l'attività diretta sull'assistito, ma ci sono anche i familiari, i servizi sociali e tutta una programmazione di cure che poi si devono erogare all'assistito. Durante l'emergenza Covid tutto è venuto a vacillare e quindi queste problematiche erano conducibili ad una carenza del personale infermieristico. A livello nazionale abbiamo un problema di organici perché c'è stata una carente programmazione di studenti per i corsi di laurea in base al fabbisogno reale delle aziende sanitarie sul territorio nazionale. Quindi c'è una scarsa proposta di infermieri sul territorio. Quindi l'azienda e la Regione Veneto cosa ha pensato di fare? Di poter sostituire questa difficoltà a reperire risorse umane, nello specifico professionisti infermieri, creando una nuova figura di infermiere di OSS complementare. Questo è impensabile, è intermedia, ma per noi è irricevibile perché l'infermiere nasce con dei profili normativi completamente diversi e questo è solo un po' mettere una pezza su un qualcosa che prima o poi si ristrapperà. La coperta è corta ed è tirare la coperta da una parte e si scopre un altro punto. Noi abbiamo ribattuto su 3 punti. Uno, rivedere la programmazione degli organici sia dalla formazione
formazione universitaria fino al fabbisogno delle aziende sanitarie. In secondo, ben venga la formazione, perché noi non siamo contro la formazione, anzi per noi è un punto di partenza per il rinnovo e la programmazione, ma in questo modo va solo a svilire e a creare un aumento di quella carenza di organici che realmente ci vuole. Ci fa un esempio, anche diciamo per noi profani, di differenza di competenze tra l'OS, l'infermiere, e che cosa farebbe in più questo OS rinforzato, che però... Sì. Allora, l'infermiere è responsabile dell'assistenza infermieristica a 360 gradi, come già abbiamo detto. L'OS nasce come una figura di supporto e di aiuto in collaborazione con l'infermiere, quindi agisce in autonomia solo su alcuni step base: igiene posto letto, igiene sul malato, gestione di patologie, non patologie, mi scusi, gestione di situazioni stabili. Quindi ad esempio dare i farmaci quotidianamente? No. L'OS detiene, è responsabile dell'igiene e del letto, del setting, diciamo, della stanza, e collabora per quanto riguarda altre attività con l'infermiere. Quindi non dà medicine? Quindi non dà medicine, non è una figura autonoma, e se qualcosa viene fatto fare, sempre prima supervisione dell'infermiere, il quale resta sempre il responsabile di tutta l'attività. E l'OS rinforzato in questo caso quali competenze avrebbe in più secondo la visione della Regione? Sì, la Regione ha messo a punto questo corso di formazione che vuole vedere l'OS autonomo, più autonomo. Nella gestione dei farmaci, nella gestione di quelle patologie croniche che comunque vanno sempre rivalutate, riviste sempre con l'infermiere. E che comunque non è pensabile un'autonomia della gestione anche dove sia stabile dell'OS, perché non è formato per poter gestire anche quelle stabilità cliniche. Per cui c'è sempre un rapportarsi con l'infermiere. Il problema di fondo è che l'infermiere è in un rapporto così smisurato nell'RSA. Un infermiere gestisce 70 posti letto. Questi sono i numeri che devono arrivare. Un infermiere, anche se potrebbe avere qualche OS in più, perché parlando non ci sono neanche gli OS addetti già alle competenze di base, certo, perché loro corrono, sono sovraoberati già di attività. Quindi per noi è dare un carico anche aggiuntivo a questi OS che poi non riescono a gestire. Quale nella dovrebbe pratica essere la proporzione corretta secondo lei, infermiere, pazienti della casa di riposo? Infermiere casa di riposo possiamo stare sui 20-30, ma un infermiere a 70 siamo tanti, perché vediamo anche negli ospedali, assistiamo a dei rapporti un infermiere a 20 e siamo in affanno, e in ospedale ci sono solo acuzie, per cui è chiaro che parliamo comunque di reparti di medicina di base o di geriatria, ma l'infermiere con un rapporto così non ce la fa. Non ce la fa. Senta Guerrino, poi succede che magari chi studia per diventare infermiere o medico vada anche all'estero, dove le condizioni contrattuali, o nel privato, no? Dove le condizioni contrattuali sono diverse. Allora, qual è la vostra ricetta per arginare questo fenomeno? Allora, è di questi tempi e di questi giorni, ma di questi tempi, diciamo, l'esodo di infermieri dalle strutture ospedaliere per raggiungere vuoi l'estero oppure per esercitare la libera professione. C'è una situazione diciamo a livello ospedaliero che è un po' paradossale. Cioè, abbiamo sentito dalla collega Stellina che l'infermiere è responsabile dell'assistenza, è una figura preparata sul piano universitario, ha quindi tutte le caratteristiche per accedere all'attività libero professionale, essendo una figura autonoma nell'ambito dell'assistenza. Ci troviamo di fronte al fatto che da sempre l'area medica accede all'attività libero professionale intra e extramoenia, mentre l'infermiere ha
è soggetto a un cappio che si chiama unicità del rapporto di lavoro, per cui non può all'infuori del proprio orario di lavoro esercitare nessun'altra forma di attività strutturata o anche solo sporadica. Quindi l'abbiamo indicato alla Regione nel nostro documento. La Regione, siccome abbiamo avuto il primo precedente nella storia infermieristica che durante la fase pandemica lo Stato ha derogato a questa unicità di rapporto di lavoro per poter diciamo far fronte alle necessità di tracciamento, di vaccinazione eccetera, allora è andato bene. L'infermiere che disponeva di tempo per fare attività un po' di attività libero professionale, alla stessa stregua noi chiediamo alla Regione dacci la disponibilità, premi sullo Stato per dare la disponibilità affinché l'infermiere finalmente si liberi da questo cappio che dicevo e possa in forma autonoma proporsi per attività libero professionale, vuoi in proprio, ma se lo fa in proprio deve licenziarsi, deve andarsene dall'ospedale creando i vuoti, ma invece extra orario di lavoro in attività aggiuntiva potrebbe farlo e potrebbe riscontrare anche quanto detto prima dalla collega, cioè le situazioni paradossali di 1 a 70 e quindi riportare i numeri e i rapporti entro limiti più accettabili, senza che ci sia bisogno di fare questa figura di OS con formazione complementare. Secondo noi l'OS di base va benissimo e l'infermiere deve essere sgravato da attività improprie che gli tocca fare perché non ci sono gli OS, è una situazione che si corre dietro continuamente. Allora, che cosa prevede la preparazione dell'infermiere come percorso di studi? Il percorso di studio dell'infermiere è un percorso di laurea, di 3 anni di laurea in scienze infermieristiche. Quindi per i nuovi infermieri noi dobbiamo aspettare 3 anni? Sì. È per questo che vogliamo che si incida appunto sull'area universitaria, perché metta a disposizione molti più posti, perché il problema è il numero chiuso e tutto questo con l'esodo, come dicevamo prima, delle persone, con i pensionamenti che sono accelerati dopo il blocco pensionistico degli anni scorsi, adesso stanno creando realmente una situazione di difficoltà all'interno delle aziende sanitarie e delle RSA naturalmente. Senta, questi 2 anni il lavoro è stato tosto, se la senti di raccontarci un po' la sua esperienza, anche la sua esperienza personale? Ecco, io devo dire che ho fatto un po' da supporto esterno ai colleghi, perché come appunto dirigente sindacale venivo contattata anche alle 11 di sera, alle mezzanotte, e le maggiori criticità nel 2020 è stato quello di trovarsi di fronte ad una realtà che non era stata preventivata in alcun scenario, ma neanche di formazione, perché si era tanto concentrata sulla formazione da eventi nucleari, attacchi terroristici, andiamo un po' indietro, no? alluvioni, catastrofi naturali, emergenze magari, no? di altro tipo. Invece questa è stata un'emergenza pandemica dovuta ad una malattia infettiva e anche alquanto sconosciuta per le sue modalità, per cui veramente c'è stata tanta paura, perché si stava lottando contro qualcosa di sconosciuto, sia da un punto di vista medico che assistenziale, e quindi devo dire che con gran coraggio io sono molto veramente contenta, perché le risposte sono state sempre comunque propositive, ci si è messo di fronte ad una scaletta di approccio molto scientifico, di progettazione, e quindi lì anche di strutturare i reparti pronti ad accogliere queste nuove malattie. Quindi diciamo che a livello sanitario la struttura organizzativa ha retto, no? In qualche modo, anche immaginiamo gli ospedali Covid, i reparti Covid, quindi la riorganizzazione totale del personale. C'è stato bisogno di fare straordinari, è evidente, perché ovviamente eravate lo stesso numero di persone a fronte di un'emergenza e quindi immagino lì il carico di stress
Lo stress sì, è quello che si è poi attenuto, no? Diciamo l'adrenalina ha tenuto botta nel primo fase dell'approccio pandemico. Dopodiché queste varie ondate pandemiche hanno invece poi lasciato spazio sempre di più ad una stanchezza che è iniziata ad emergere, e quindi abbiamo notato che poi c'è stata veramente un calo di forze, di energie. Psicologicamente molti infermieri che sono stati coinvolti anche in prima persona con le famiglie da questa onda pandemica non hanno più, alcuni non hanno trovato più le forze di andare avanti, e quindi questo è stato un po'... Questo sta portando giustamente a delle rivendicazioni, no? Anche a livello contrattuale da parte di questa categoria, che tanto è stata importante in questi 2 anni, fondamentale. Nella realtà anche, non lo so, nelle altre categorie, magari lo so per sentito dire, ma il problema diciamo del personale sanitario sta diventando, anche per il personale sanitario sta emergendo il problema salariale. Nella realtà contratti sempre più stringati negli anni e sempre più ritardati. Ricordo c'è una differenza tra le varie ULSS o c'è un'uniformità? No, diciamo che c'è un'uniformità perché il contratto in qualche modo è lo stesso. Le regioni possono fare la differenza, quindi le porto un esempio. La Regione Veneto dà, che a memoria personale, che per i miei anni di esperienza, forse da più di 10 anni non sta erogando le RAR, le risorse aggiuntive regionali alla sanità, e questo anche è un handicap per chi lavora nella Regione Veneto, tant'è che sono usciti dei lavori della Regione Veneto e gli infermieri sono i meno pagati d'Italia. Le risorse aggiuntive regionali non ne vengono rese disponibili, i contratti sono sempre più languono sempre di più e le risorse economiche non sono all'altezza. La preparazione c'è, la richiesta di attività aggiuntiva c'è continuamente, e quindi si sta creando veramente anche una frustrazione economica di un professionista che, proprio perché è un professionista, deve essere adeguatamente pagato, e non lo è in questo momento. Quindi bisogna essere messi nelle condizioni di lavorare bene e di prendere il giusto, no? Sì, di avere il giusto riconoscimento. Tornando sulla questione dell'OS, volevo solo puntualizzare quanto ha già detto bene la collega. La stessa delibera che oggi similmente viene riportata dalla Regione Veneto, lo scorso anno è stata bocciata dal Consiglio di Stato su ricorso. Quali motivazioni? Perché solo lo Stato può attribuire competenze ai professionisti, e quindi essendo l'OS una figura di supporto che peraltro è di una validità estrema, lo voglio ricordare qua, per gli infermieri è di una validità estrema, lo stesso OS loro non hanno un'organizzazione sindacale ma un'associazione che un po' li riunisce, la stessa associazione che li riunisce è contraria a attribuzioni di questo genere. Ecco, quindi sono gli stessi OS a non volere questo potenziamento della loro, perché poi forse un po' la paura è quella di essere pagati lo stesso ma di dover fare più cose, no? E quindi anche di dover avere più responsabilità, ma la responsabilità immagino debba essere corrisposta poi in busta paga, come avviene peraltro in tutte le altre professioni, corretto? Sì, anche se per noi infermieri langue, cioè diciamo sempre che le responsabilità che abbiamo sul campo non sono adeguatamente riconosciute in busta paga, e questo sta avendo ripercussioni anche sulla professione, che non è più una professione che attrae i giovani, per cui loro dicono: io devo essere impegnato, fare il turno, lavorare di notte, 10 ore di notte, e comunque un lavoro impegnativo e anche di responsabilità, non solo fisico ma anche intellettuale, e poi in busta paga non si vede il corrispettivo, e quindi questo fa sì che anche molti giovani non vogliono intraprendere questo percorso di carriera, di formazione infermieristica, e per noi è veramente un problema, coda, è un no? cane che si guarda la mano. Allora, dunque voi come Nursing Up continuate, voglio dire, la vostra battaglia, e immagino avrete chiesto un nuovo incontro
l'incontro in regione, cioè continuate, no? Questa azione di contrattazione come sindacato. Noi alla quinta commissione la settimana giovedì scorso abbiamo chiesto in maniera perentoria che neghi l'autorizzazione ad andare avanti su questa delibera per quanto riguarda la questione del Superos. Per quanto riguarda invece la questione economica, non smettiamo mai di chiedere alla regione lo stanziamento di risorse aggiuntive regionali. Allo Stato c'è il nostro presidente De Palma, Antonio De Palma a Roma, che sta battagliando sotto tutti i profili per portare a casa un contratto anche sul piano normativo di riconoscimento della professione decente, importante. Anche alla luce di quello che sono stati questi 2 anni, no? Non possiamo non aver imparato qualcosa da questi 2 anni. Infatti, cioè, voglio dire, io credo che la cittadinanza abbia visto chi è l'infermiere e questo è importante. Noi chiediamo la solidarietà della cittadinanza. Dicevo che per quanto riguarda gli aspetti economici abbiamo sospeso davanti al viceprefetto lo stato di agitazione, non l'abbiamo revocato, l'abbiamo sospeso. Scusate, sconcertante è stato il fatto che l'azienda, dichiaratasi inadempiente, perché evidentemente lo è, abbia detto che non ha risorse umane per far recuperare il tempo di vestizione e vestizione e non ha soldi per riconoscerlo in termini economici, anche se si è impegnata per fine maggio a presentare un piano. Quindi c'è un impegno da parte dell'azienda sanitaria. La cosa ve la leggo per chiarezza. Dopo ampia discussione, a conclusione dell'incontro, l'azienda ULSS si impegna ad organizzare entro il mese di maggio un incontro con una proposta di tipo economico per la compensazione delle spettanze pregresse e per i tempi di vestizione e svestizione. Quindi c'è un impegno. C'è un impegno e questa è una buona notizia, nel senso che noi siamo anche qui per raccontare come da uno stato di agitazione di fronte alla presentazione di un problema poi gli attori si siedono attorno a un tavolo per cercare la soluzione. Questo nell'interesse di tutti, di chi lavora, dei pazienti, davvero di tutti. Questo è una cosa importante. Allora noi ci diamo appuntamento a fine maggio per fare il punto. Va bene? E noi auguriamo a tutti i nostri colleghi e a noi stessi di raggiungere il risultato e all'azienda di trovare il modo di riscontrare i colleghi stessi. Assolutamente. Guerrino Silvestrini, grazie per essere stato in nostra compagnia, anche a lei Stellina Piscitelli, davvero. Grazie per la vostra presenza, per la vostra testimonianza e restiamo in tema di carenza, questa volta parliamo di medici di base. I colleghi padovani hanno intervistato Domenico Crisarà, l'emergenza continua, poi avremo anche un sindaco, il sindaco di Agna, siamo in provincia di Padova, che addirittura proprio perché il suo comune è rimasto senza medici di medicina generale ha scritto a Mattarella. Guardiamo il servizio. Il problema della carenza dei medici di base non è recente, dura anzi da molto tempo. Lo spiega Domenico Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, commentando il caso di Agna con il sindaco Gianluca Piva che si è appellato addirittura a Papa Francesco. Bisogna sedersi ad un tavolo e ragionare, perché la mancanza non è una mancanza provvisoria, sarà una mancanza strutturale per i prossimi anni e non basta chiedere, bisogna proprio riorganizzare il sistema perché medici non ce ne sono. Questo è dovuto ad una politica fatta negli anni in modo poco chiaro, in modo superficiale, per cui non si sono mai sviluppati posti per il corso di formazione specifica in medicina generale, per cui avremo 3-4 anni almeno come minimo di carenze importanti che faranno sì che soprattutto nei comuni più piccoli e nei comuni più distanti non ci sia la possibilità di avere un medico. Questo si può ovviare riorganizzando il sistema, ma per riorganizzare il sistema Regione e USL si devono sedere a un tavolo. Per il presidente dell'Ordine dei Medici una soluzione ci sarebbe, serve potenziare le medicine integrate nel territorio. Deve essere potenziata complessivamente la medicina del territorio, anche perché la pandemia è stato, come dire, quello che ha accelerato il sistema, ma noi abbiamo in ballo una pandemia ancora più grossa che è quella della popolazione anziana, la popolazione non autosufficiente, la popolazione
che deve essere curata a casa e non può essere curata in ospedale, non deve essere curata in ospedale. Quindi bisogna riorganizzare proprio il sistema, dando la possibilità ai medici di famiglia di fare i medici, non fare per la parte della loro giornata i burocrati. I numeri parlano chiaro, il problema non è solo a Padova. In tutto Veneto, infatti, mancano circa 1000 medici di famiglia, ovvero un terzo di quelli attualmente presenti, e gli studenti in formazione non sono sufficienti a rimpiazzare quanti andranno in pensione. Nella provincia di Padova ne mancherà qualche centinaio, più di 200. Tenete conto che se tutto va bene, in 3 anni si potranno utilizzare circa 500 medici che si stanno formando in questo momento per tutta la regione Veneto, non soltanto per Padova. E di questo parleremo tra pochissimo, intanto però spazio al meteo, pubblicità e poi di nuovo in diretta con Prima Edizione. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, migliora il tempo e anche il clima sarà via via più caldo. Vediamo il dettaglio di lunedì 9 maggio. Sul Veneto torna a splendere il sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Tuttavia nel pomeriggio saranno possibili degli acquazzoni in montagna fin verso le pianure limitrofe. Temperature in lieve aumento, minime tra 11 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 22 e i 26 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, qualche rovescio sui monti entro sera. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime sui 24-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo inizialmente, ma come vediamo nelle ore pomeridiane saranno possibili alcuni temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime infine sui 25 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Eccoci, ben ritrovati, sempre in diretta ovviamente con Prima Edizione. Allora abbiamo parlato con gli infermieri, poi abbiamo dato voce anche alla categoria dei farmacisti per capire che cosa sono stati questi 2 anni, e poi ovviamente abbiamo lasciato spazio a tutte le notizie di cronaca che purtroppo in questo lunedì sono ancora tante. È stato un altro weekend di sangue sulle strade del nostro territorio. E poi la cronaca ci porta a collegarci subito con la nostra Anna Maria Parisi. Anna Maria, sei a Venezia se non sbaglio, parliamo di truffe. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Anna, buongiorno alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Sì, è corretto, parliamo di truffe messe in atto in tutta Italia, anche qui da Venezia, con indagini e perquisizioni a tutto campo già dalla mattinata odierna. Per quanto attiene anche i cosiddetti dipendenti postali infedeli. In che cosa consistono queste truffe? Con i dipendenti postali infedeli, appunto, che tramite l'accesso abusivo naturalmente ai loro archivi dati fornivano le indicazioni e i nominativi di correntisti, per lo più persone anziane o emigrate da tempo all'estero, a chi ha... Scusi signora, passi di qua perché siamo in diretta. Ecco, succede così anche quando è una Venezia molto, molto trafficata, diciamo così, dal punto di vista turistico. Ecco, per quanto attiene alla nostra truffa, i dipendenti postali infedeli fornivano i nominativi dei correntisti che emettevano vaglia all'estero di importi anche notevoli e comunque
tramite insomma questi accessi ai loro archivi permettevano di svuotare loro i conti per diverse migliaia di euro. Indagine partita con questo maxi blitz in tutta Italia dal comando provinciale dei carabinieri di Genova e che vede coinvolte diverse procure, tra cui anche quella veneziana, con 59 le persone indagate, 40 quelle raggiunte anche da custodia cautelare, di cui 13 ai domiciliari. Insomma, una maxi operazione di cui si parlerà più dettagliatamente nel corso dei telegiornali della sera, e se non ci sono altre domande da parte tua, Anna, ti restituisco la linea da Venezia. Grazie Diversamente Anna Maria. siamo qua. Grazie per questo aggiornamento di cronaca. Ovviamente nel corso dei nostri notiziari, come ben detto da Anna Maria, andremo un po' oltre, proveremo anche a raccontare quali erano i meccanismi e poi quanti sono i soldi che nel veneziano sono stati proprio sottratti alle persone attraverso i loro conti correnti. Ora io mi collego però con Agna, siamo nel Padovano per parlare della carenza dei medici di base. Avete sentito prima il segretario Domenico Crisarà e noi abbiamo contattato Gianluca Piva, sindaco del comune di Agna, perché oggi partirà una delibera indirizzata addirittura allo Stato italiano con il presidente Mattarella, perché è un comune che è rimasto addirittura senza servizio di medicina generale. Sindaco, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Cosa è successo? Ci racconta? È successo, guarda, ho un po' di tosse, non ho neanche io il medico di base, giusto per capirci. Incredibile. Perché io ero, ma è così, io ero uno degli assistiti del medico che ha dato le dimissioni e che non c'è più dal 1° maggio. Noi come amministrazione l'abbiamo scoperto il 12 di aprile, quindi provate ad immaginare che affanno e che panico generale si è scatenato in paese, perché la medicina territoriale direi che assieme ai servizi sociali, insomma, sono gli aspetti prioritari, non solo in termini amministrativi, ma proprio in termini di comunità. Quindi, come vi ho detto, anche la mia famiglia è rimasta a piedi di medico di medicina generale. Quindi ci siamo mossi subito già dal 12 di aprile con lettere, note, comunicazioni. Abbiamo fatto anche un consiglio comunale il 19 di aprile e all'unanimità abbiamo deliberato di richiedere agli organi preposti, che sia ULSS, Regione o chi insomma è in cabina di regia, per poter prendere qualche decisione e trovare un sostituto, però passano i giorni e la bufera in paese continua, perché non si calma assolutamente. Quindi sabato ho convocato la giunta comunale d'urgenza, ci siamo riuniti sabato pomeriggio alle 6 con il segretario e abbiamo deliberato appunto un testo come atto di indirizzo politico nel quale si spiega un po' cosa sta succedendo e alla fine ci siamo come giunta e quindi come amministrazione appellati all'illustrissimo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quale garante della Costituzione italiana, affinché possa essere tutelato per i cittadini del nostro comune il rispetto dell'articolo 32, ho anche qui una copia della Costituzione, comunque l'articolo 32 dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e poi insomma altre cose. Il diritto, però... certo Sindaco, il diritto alla salute sostanzialmente. Allora voi avete avuto dei pensionamenti e poi una dimissione, quindi quanti medici mancano? Allora, noi ne avevamo 2 fino a fine del 2020. Dopodiché dei 2 in pensione e ben venga, insomma è giusto che chi deve andare in quiescenza faccia il suo percorso, ci siamo trovati nel 2021, quindi a partire dal 1° gennaio 2021, con un solo sostituto, quindi già i nostri siamo 3.200 circa abitanti, i nostri assistiti in qualche maniera un po' si sono accasati con il medico sostituto provvisorio che è arrivato e altri hanno dovuto comunque scegliere di andare fuori paese con i medici dell'ambito territoriale, che può essere Bagnoli di Sopra, Conselve, Candiana, questa è la zona, per capirsi, è la zona del Conselvano, e circa 1.300 sono rimasti con il medico sostituto provvisorio che ha fatto tutto il 2021 e poi era stato reincaricato anche per il 2022, però ad aprile
ha trovato altre occasioni, ha avuto altre possibilità, ha fatto le sue scelte, essendo un lavoratore autonomo può fare quello che vuole e ha scelto di andare da un'altra parte, però noi non abbiamo il sostituto. L'ULSS sta anche cercando, ci siamo incontrati di persona da remoto, sono stato anche dal prefetto, il presidente della conferenza dei sindaci ULSS 6, ho scritto in regione all'assessore alla sanità, al presidente Zaia, ho scritto anche al ministro della salute, adesso provo col presidente della Repubblica, però vi assicuro che vivere adesso come sindaco e amministrazione, giunta, vice sindaco, l'atmosfera che c'è in paese non lo augura nessuno, anche perché credo sia uno dei pochi comuni dove siamo a 0 medici, c'è anche il cartello alle mie spalle. Io credo che un comune come il nostro, di dimensioni medio-piccole, 3.200 abitanti, abbia diritto almeno a una figura, almeno a un medico, anche come secondo ambulatorio, però... Anche perché, Sindaco, ricordiamo anche ai telespettatori, la proporzione è di 1.500 pazienti, quella diciamo da contratto, per medico di base, quindi stiamo a 3.000 abitanti, almeno 2 medici di base dovrebbero esserci. C'è stata la proposta della Regione Veneto di elevare il numero di assistiti a 1.009, ma è una cosa volontaria, quindi è il medico di base che può scegliere se aderire o meno a questo aumento. Certo è che non è nemmeno corretto, e quindi qui sì si nega, secondo me, il diritto alla salute, chiedere a delle persone, magari si tratta anche di anziani, di andare fuori dal proprio comune, quindi dover prendere la macchina, spostarsi, farsi accompagnare per potersi curare, in un momento in cui il medico di base è diventato davvero la figura fondamentale di riferimento per i cittadini, e ce l'ha insegnato il Covid. Quindi grazie per essere intervenuto con noi. Ovviamente noi rilanciamo all'interno dei nostri notiziari il suo grido di allarme e confidiamo che che non è solo il mio, ma sarà un problema che si estenderà a tutto il territorio. Infatti la settimana scorsa con i sindaci del Conselvano ci siamo riuniti e hanno, oltre a manifestare solidarietà per la situazione, ma anche lanciato un messaggio: attenzione che questo problema, visto che c'è carenza di medici, coinvolgerà tutti i comuni. Infatti la settimana scorsa tutti i sindaci del Conselvano tutti i comuni hanno diritto al medico. Ovviamente io ho il mio personalizzato, Agni ha diritto al medico, però è un qualcosa che se non si interviene in termini di programmazione, nel giro di poco tempo veramente sarà una situazione carente quasi per tutti. No, anche perché poi insomma magari chi ha bisogno davvero di un aiuto potrebbe andare in pronto soccorso e quindi andare ad intasare altri servizi sociosanitari, insomma, importanti. Però provi lei a spiegare. Stamattina c'era un signore di 91 anni, arzillo, più arzillo di me, che però deve spostarsi fuori paese, fare 8-9 chilometri, oppure chiamare la guardia medica negli orari in cui può chiamarla, o pronto soccorso. Sì, non è neanche spiegabile. Cioè, anche come amministrazione, pur non avendo alcun potere in merito, perché le decisioni sui medici non le prendono i comuni, però non è neanche spiegabile e giustificabile, diventa veramente difficile. Una difficoltà che io avevo passato altri momenti complicati per la nostra comunità, ma questo credo che li batte tutti. Questo è un problema urgente ed oggettivo. Sindaco Piva, grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie davvero, ci tenga ovviamente aggiornati sull'esito di questa forma di protesta che in qualche modo lei ha lanciato. Grazie davvero. Fatto. Grazie, vi ringrazio anche per la possibilità, insomma, di rendere noto un problema che potrebbe essere di tanti nel giro di poco tempo. Assolutamente. Gianluca Piva, sindaco di Agna, grazie. Buona giornata sindaco, arrivederci. Allora, salute, di salute possiamo parlare sotto tanti punti di vista. Allora, in quest'ultima parte adesso io vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto qui in studio. Finalmente, insomma, con l'allentamento anche delle norme anti-Covid riusciamo ad ospitare in presenza più persone, quindi sono anche contenta di questo. Vi presento Marco Zecchinel, presidente di Confapi Venezia. Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi. E Crista Boschian, consigliera Confapi di Jesolo. Buongiorno Crista, grazie. Ci collegheremo anche con
dopo la polizia locale di Jesolo. Facciamo un passo indietro. Confapi ha promosso un incontro molto importante con i carabinieri del NAS, ovvero il comparto che si occupa di vigilare sulla sicurezza alimentare, quindi sulla sicurezza e sulle norme di igiene che vengono tenute all'interno dei locali. Allora, intanto partiamo con lei. Perché si è ritenuto, perché è così importante oggi parlare anche di sicurezza alimentare in un quadro più ampio, secondo me, di salute? Allora, Confapi ha firmato con l'Arma dei Carabinieri, col comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzzi a Roma, un protocollo d'intesa che è stato firmato appunto dal nostro presidente nazionale, dottor Maurizio Casasco. Qual è il tema di questo protocollo d'intesa? Il tema è la legalità, e un aspetto importante della legalità è appunto anche la sicurezza tanto dei luoghi di lavoro quanto la sicurezza alimentare. Perché siamo convinti, noi come Confapi, che rappresentiamo circa 90.000 imprese a livello nazionale, che dobbiamo dare il nostro contributo al progresso economico del Paese, ma anche al suo progresso sociale, e per cui riteniamo che la legalità sia uno dei valori fondanti dell'azione imprenditoriale. E questo convegno che abbiamo organizzato a Jesolo, dove appunto il tema dell'alimentare è molto importante, insomma, e i NAS svolgono durante la stagione estesi controlli, è stato proprio fondamentale, perché è un cambio di approccio rispetto al solito che vede i carabinieri soltanto in funzione repressiva. Invece si sono prestati, la generosità dell'Arma poi è sempre fuori discussione, proprio in una funzione didattica rispetto alle domande degli imprenditori del settore turistico che sono riuniti a Jesolo martedì scorso al Pala Invent. È stato un convegno di grande successo. Quali sono poi alla fine le domande, no? Le questioni ancora aperte? Le domande ovviamente sono legate a quella che viene intesa dall'imprenditore un po' come una farraginosità normativa, no? Un corpus di norme molto vario che trova l'imprenditore impreparato. Ovviamente è stata i NAS, il comandante di NAS di Treviso Mercatali ha fatto vedere, e questo difatti l'ho apprezzato moltissimo, è stato estremamente didattico, perché ha fatto vedere proprio come avvengono i controlli, mostrando anche delle immagini rispetto a quelle che sono le violazioni più tipiche. Insomma, io non sono nel settore alimentare, e quindi magari qui chiamo giustamente Crista, che è più esperta, però insomma la classica c'era l'Astice di 17 anni, che è questo famoso sequestro in un ristorante etnico, oppure ovviamente le cose mal conservate senza l'idonea etichettatura, e ha spiegato che in questi casi ovviamente i NAS chiedono bolli di accompagnamento, DDT, fatture che testimoniano la narrazione dell'imprenditore. Allora Crista, a questo proposito, no? Perché poi fare in modo che tutti i protocolli vengano seguiti con attenzione ha anche un costo, no? Quindi a volte eludere questo tracciamento è per evitare evidentemente i costi. Come lavorate voi? Quali sono le responsabilità più grandi? Qual è la filiera del cibo? Diciamo che questi costi sono inclusi nel momento in cui uno decide di aprire un'attività. Credo che ormai da cliente di ristoranti e viceversa, per ospitare coloro che vengono da noi, è chiaramente necessario includere questi costi quando si apre un'attività. E per noi è molto importante la formazione che facciamo all'interno delle strutture, pertanto il personale viene addestrato a corrispondere a queste caratteristiche richieste dai NAS o dal personale incaricato del controllo. Secondo lei in questi 2 anni, dove abbiamo dovuto fare molta più attenzione alla sanificazione, che cosa è cambiato? Ma c'è stato un atteggiamento molto interessante e di collaborazione da parte di tutti, perché anche all'interno delle strutture io ho visto grande attenzione nel portare mascherine, nel attivare la profilassi dei vaccini, e di conseguenza non ho trovato nessuno che ha disatteso queste aspettative, ma pur di continuare a lavorare e di tenere le attività aperte ci siamo veramente attivati con ogni possibilità di soluzione.
produzione. Quindi parlando, allora è un'imprenditrice del settore alberghiero, Crista, quindi conosce bene, no, tutta la filiera, dal reperimento dei prodotti alla loro conservazione, alla loro preparazione per servirli all'interno dei ristoranti dei suoi alberghi. Come funziona? Ecco, quali sono un po' i passaggi che vanno necessariamente fatti per garantire la sicurezza alimentare? Beh, c'è chiaramente una catena alimentare che non va mai interrotta. Nel momento in cui noi facciamo un ordine a un fornitore, lo stesso si incarica di consegnarci la merce all'interno di camion frigo adeguatamente attrezzati, e nell'immediato noi abbiamo delle celle frigo, dei frighi dove viene mantenuta, dei magazzini mantenuta la merce, che poi viene elaborata dagli chef. Questi frighi hanno dei controlli settimanali, giornalieri per quanto riguarda le temperature, grande attenzione anche d'estate quando abbiamo temperature molto elevate, e allo stesso modo durante l'elaborazione gli chef hanno al termine del prodotto finito l'onere di etichettare prodotti che non vengono utilizzati nell'immediato con caratteristiche molto importanti che vanno da tutto il contenuto che c'è all'interno del prodotto finito alle date di scadenza e di produzione dello stesso. Ecco, in questo periodo anche noi come giornalisti stiamo affrontando molto il tema della difficoltà di reperimento di personale, soprattutto personale stagionale, soprattutto personale che potrà ad esempio lavorare negli alberghi, nelle strutture ricettive del mare, e ci domandiamo, le associazioni di categoria ci stanno raccontando che la difficoltà sta anche nel trovare personale qualificato, adeguatamente formato. Sì. Anche qui ci conferma questo dato? Ecco, mi fa molto piacere questa domanda perché è un problema che ci sta anche coinvolgendo direttamente. Uno dei nostri ristoranti che potrebbe ospitare fino a 100 clienti probabilmente rimarrà chiuso perché non troviamo uno chef, e sicuramente è una perdita anche per una località trovare un'attività fronte mare completamente chiusa. Però è vero, a seguito della pandemia già prima avevamo problematiche a trovare personale con competenze, e si è molto aggravata in quanto non riceviamo proprio candidature o curriculum, quindi ci troviamo adesso ad affrontare una situazione dove manca proprio anche la persona da formare, se vogliamo. Quindi voi siete disposti anche ad una formazione anche alla luce, no, di tutte le cose che avete imparato e che sono state ricordate in questo convegno sulla sicurezza alimentare, quindi la formazione sì. Quali sono i freni più grandi che trovate? Cioè, al di là delle mancate candidature, cioè, quali sono noi crediamo che la politica sociale di questo periodo non aiuti assolutamente le persone a candidarsi, e quindi un atteggiamento di sussistenzialismo che abbiamo in questi anni chiaramente non favorisce una persona a trasferirsi o comunque a cercare lavoro quando lo stipendio è pari o simile a quello che viene dato loro per rimanere a casa. Questo poi ricordiamoci che porta a un decadimento della formazione, perché già la pandemia ha fermato le persone a casa per 2 anni senza allenamento, e stiamo arrivando a persone che comunque non pensano di rientrare nel lavoro e già carenti di formazione. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo sempre attivato una politica di ricercare dei talenti quando li abbiamo incontrati all'interno del nostro percorso, e per fortuna ne abbiamo tanti, perché talento chiama talento anche tra giovanissimi in tantissimi settori, e per loro, per trattenerli, ovviamente attiviamo questa formazione che deve essere costante e motivante, perché poi una persona che si trova motivata con un obiettivo chiaramente raggiunge con piacere tutti gli obiettivi che ci siamo posti durante la stagione. Allora, vedo in preparazione di collegamento Nicoletta Senigaglia della Polizia Locale di Jesolo. Nicoletta, buongiorno, eccola, grazie per essersi collegata con noi. Stiamo proprio parlando di Jesolo in questo caso, e allora, diciamo, come rappresentante della Polizia Locale volevo chiederle qual è il vostro ruolo nella grande partita della garanzia della sicurezza alimentare in bar, ristoranti o comunque nei luoghi recettivi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Vi saluto, vi porto i saluti dell'amministrazione e vi ringrazio dell'invito. Allora, come ben sappiamo, la Polizia Locale svolge diverse attività, dalle
Mi sentite? Perché sì, non... Sì, noi la sentiamo forte e chiara. Ok, la polizia locale svolge un ruolo in generale, quello del controllo, della prevenzione, della repressione e anche delle contestazioni nelle varie materie che le sono attribuite. In materia di sicurezza alimentare la legge definisce e disegna le competenze a determinate autorità, dove sappiamo benissimo che sono l'ASL, che sono i NAS, capitaneria, eccetera. Comunque anche la polizia locale interviene in determinati controlli e naturalmente noi interveniamo in linea generale su delle segnalazioni che sono principalmente sulle carenze igienico-sanitarie, sul mancato rispetto della conservazione dei prodotti alimentari. Naturalmente quando si interviene con dei provvedimenti che alla fine sono delle contestazioni che sappiamo sono anche un pochino pesanti, perché si parte da sanzioni con un minimo di 500 a sanzioni che arrivano a dei 3.000, 8.000 a seconda delle disposizioni e delle normative che vengono applicate, e a meno che non siano degli illeciti penali, perché a volte dobbiamo anche portarsi verso l'orientamento della violazione penale. Senta, com'è la situazione a Jesolo? Adesso si apre la stagione estiva, ci lasciamo alle spalle 2 anni di Covid, quindi le attività mai come in questo momento hanno bisogno di produrre, di lavorare, di fatturare. Lei ritiene che possa... intanto le chiedo com'è la situazione e come appunto vi muoverete per tenere sotto controllo il litorale. Allora, la situazione si presenta buona. Le dirò che gli operatori sono anche piuttosto bravi, non è che siano disattenti. Noi intendiamo di operare come abbiamo operato già negli anni precedenti, con naturalmente quando ci pervengono le segnalazioni con un intervento immediato dove facciamo un primo controllo. Naturalmente se non è poi nello specifico e nello specifico la competenza nostra, la segnalazione dopo viene girata agli organi competenti, come accennavo prima, rigiriamo la segnalazione ai NAS oppure all'ASL. A volte chiediamo anche l'intervento sul posto direttamente da questi organi. Anche nel 2019 ricordo delle situazioni dove abbiamo fatto intervenire degli operatori, degli ispettori ASL per fare le verifiche necessarie e quindi poi per poter procedere correttamente con l'applicazione delle norme. Comunque gli operatori isolani sono abbastanza bravi, insomma, sono attenti. È importante un po' ascoltare come buona parte del vostro lavoro nasca anche proprio dalle segnalazioni, quindi la segnalazione diventa un ponte con il cittadino che va anche a tutelare poi chi si comporta bene, no? Perché andando a segnalare dove si trova ciò che non va, in qualche modo si va a tutelare anche tutto il comparto. Le dirò che in linea generale operiamo sulle segnalazioni. E il cittadino si rivolge direttamente alla centrale operativa oppure con degli esposti scritti e naturalmente denuncia e segnala le carenze che ha rilevato. Grazie Nicoletta Senigallia per essere stata con noi. A voi. Un saluto e un buon lavoro a tutta la Polizia Locale di Jesolo, grazie. Grazie, sempre a disposizione. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci. Abbiamo parlato di legalità a 360 gradi. Nel veneziano è ancora più importante, no? Perché abbiamo visto ad esempio proliferare il fenomeno dell'abusivismo e sono tutti fenomeni che poi vanno ad intaccare la credibilità e l'immagine di una città. Immaginiamo Venezia e Jesolo, che poi insomma sono il fiore d'occhiello del Veneto per il turismo. Quindi voi vi state impegnando proprio perché
per mantenere sempre pulita, no, l'immagine delle imprese. Assolutamente, noi come associazione di categoria ci sentiamo già per questo garanti e filtro rispetto ad alcune attività. È chiaro che, e questo ne abbiamo appunto discusso con i carabinieri, questo è un momento particolare rispetto alla vita delle imprese e all'ecosistema economico, perché vi sono delle criticità che sono indubitabili, non possiamo nasconderle, c'è un livello di inflazione, uno shortage nel reperimento dei prodotti e quindi delle difficoltà, un cambio delle abitudini dei consumatori, la transizione ecologica, quindi tutto un insieme di sfide che l'imprenditore oggi vive anche con paura, ed è proprio in queste criticità che può inserirsi appunto quelle che i carabinieri ci definivano appunto consorterie criminali che possono intaccare il tessuto economico, e quindi è importante mantenere alta la vigilanza. Come diceva la polizia urbana, la segnalazione è quella dei cittadini, ma in questo convegno, nel convegno di martedì, partivamo proprio dal principio che anche l'imprenditore deve segnalare, perché se vogliamo un sistema di corretta concorrenza tra le imprese, un sistema economicamente virtuoso, il rispetto delle regole è la caratteristica imprescindibile. Infatti abbiamo firmato, come altre associazioni di categoria, il protocollo sulla tutela della salute e la sicurezza 2021-2023 la settimana scorsa, come deliberato dalla Giunta regionale, proprio perché crediamo che ci sia buon lavoro dove c'è buona impresa, quindi questo è il nostro modo di vedere. Allora, nel protocollo tra l'altro per la sicurezza nei luoghi di lavoro, vedo anche qui proprio, l'avete pubblicato come avviso ai vostri associati, Covid-19 prorogato l'obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro, nel settore privato resta l'obbligo di mascherina al lavoro e nei negozi fino al 30 giugno, quindi si va avanti fino al 30 giugno, è quella sorta di dietrofront di cui parlavamo prima, dietro le quinte, certo. Che ad esempio immagino nel suo settore, Crista, quindi settore alberghiero, siamo al mare, possa creare qualche difficoltà. Parto da lei. Sì, noi abbiamo spesso informazioni contraddittorie e questo ci ha messo spesso in gravi difficoltà nel comprendere quale strada intraprendere. In questo momento è chiaramente quella della sicurezza, per cui l'ospite, soprattutto quello dell'estero, arriva già libero da ogni tipo di situazione limite, di qualsiasi situazione che possa bloccarlo nell'utilizzo di mascherine o Green Pass, mentre per noi all'interno dell'attività manteniamo la mascherina proprio nell'intento di dare ulteriore sicurezza e fiducia a tutti gli ospiti che arrivano. Ci auguriamo però che possa essere più facile per tutti, perché anche gli ospiti e anche mentalmente le persone adesso sono alla ricerca di benessere e di ricrescere come Infatti il presidente di Ascom a Treviso diceva potrebbe essere un danno per il nostro indotto, perché dove gli altri paesi hanno eliminato qualsiasi genere di limitazioni, il fatto di sapere che da noi fino al 30 giugno siamo a estate ben inoltrata potrebbe rappresentare un limite. Sicuramente, questo sicuramente. Io ricevo numerose mail dove gli ospiti austriaci, tedeschi, inglesi mi chiedono quali sono le normative applicate adesso in Italia. Io credo sulla base di questo decidano anche dove andare a fare le loro vacanze, per cui veramente se la situazione è così tranquilla chiediamo a gran voce di togliere queste limitazioni, se non prudenziali, quando ci sono momenti di grande affluenza. Senta Crista, è ripartito un po' il flusso turistico, no? Siamo un po' fuori da... Sì, che c'è un grande interesse, c'è grande volontà da parte delle persone proprio di riacquistare tutte le giornate perse negli anni scorsi, e quindi abbiamo numerose richieste anche per l'estate che speriamo possano essere consolidate in un bel risultato. Noi stiamo vivendo con una sorta di politica dei bonus, perché nel decreto aiuti del governo sono arrivati i bonus per il caro bollette, il bonus, insomma ci sono una serie di bonus, però non sono interventi strutturali, e immagino che per voi che fate impresa ci sia bisogno di un intervento molto più a lungo termine, no? Allora, intanto come valuta queste azioni del governo, e secondo lei invece dove dovremo andare?
Allora, come sempre i provvedimenti governativi poi vanno valutati nella loro messa a terra sulla base poi di quelle che sono le normative di dettaglio. È chiaro che l'intervento sembra anche diciamo dal punto di vista del quantitativo di denaro messo in campo sembra molto corposo. È ovvio che chiaramente si tratta sempre di interventi assolutamente necessari, ma chiaramente emergenziali. Manca ancora quella direttrice, diciamo, di politica economica che chiaramente sarebbe indispensabile in una fase come questa. Parlavamo per esempio del tema del mismatch nel mondo del lavoro. La nostra richiesta è stata anche al Presidente del Consiglio di porre un pesante investimento nella formazione sulla base dei piani di applicazione del PNRR, perché chiaramente il problema, uno dei problemi del sistema economico italiano è quella di avere un lavoro professionalizzato, perché purtroppo la scuola nel tempo, perché chiaramente l'Italia è un paese di grande cultura umanistica che forma eccellenze dal punto di vista umanistico, ma purtroppo ho sempre visto diciamo con un certo atteggiamento snob quello che poi praticamente era il fare materiale. Chiaramente un mondo globalizzato, un mondo dove c'è una così forte concorrenza, ha dimostrato che questo atteggiamento è superato. Ovviamente non bisogna andare all'esatto opposto, però è chiaro ed evidente che se non si pongono in campo dei finanziamenti importanti, e noi appunto chiediamo di trarli proprio dai fondi del PNRR, finanziamenti importanti che servano a dare nuova formazione a chi ha già fatto il suo percorso scolastico, ma lo porta su un tema più pratico e più aderente a quella che è la richiesta delle imprese sul mercato attualmente. Intanto chiedo alla regia di rimandare in onda il sondaggio di Ring che è proprio legato al tema delle mascherine. A scuola e al lavoro con la mascherina giusto. Vi ricordo che i numeri che vedete li potete comporre se ritenete che sia giusto, quindi sì oppure no, che la chiamata è gratuita e se sentite occupato vuol dire che il vostro voto è stato registrato, perché è davvero un tema molto sentito. Torno a immaginare chi lavora nel mondo del settore turistico e a metà giugno sarà magari all'interno di una struttura ricettiva di un albergo ad accogliere i clienti che arriveranno senza mascherina, ma lui la mascherina la dovrà indossare, quindi ritengo che sia molto importante anche l'appello che lei ha fatto. C'è carenza di personale anche nel suo settore? Assolutamente, nel manifatturiero è una delle criticità più importanti. Ovviamente c'è carenza di saldatori, c'è carenza di operatori sulle macchine operatrici, a controllo numerico. Sono tutte professionalità che purtroppo si formano in anni, quindi è chiaro che questo rappresenta un problema grave per un sistema industriale che dovrebbe essere più competitivo. Questo è l'elemento principale. Lei prima ha citato il PNRR, allora all'interno di questo pacchetto ci sono 400 milioni per l'imprenditoria femminile. Come siamo messi con l'imprenditoria femminile? So che anche Confapi ha spinto molto sulla parità di genere. Abbiamo spinto moltissimo e siamo molto convinti che il Paese per troppi anni abbia rinunciato al talento delle donne. È tra l'altro un tema di stretta attualità. Non è solo, anche qui non è un processo che si può fare dall'oggi al domani. Purtroppo c'è una componente anche sociale della nostra mentalità rispetto al lavoro delle donne, rispetto a come è stato inteso anche dai nostri genitori, non occorre risalire a generazioni precedenti. Quindi è necessario un approccio e un cambio di mentalità. Proprio per questo, se non si favorisce l'imprenditorialità femminile sovvenzionandola, non si può cambiare questo stato di cose. Noi in questo, diciamo,
abbiamo una forte componente femminile che incoraggiamo con vigore e attenzione, mi piace sottolinearlo, non è una quota rosa, ma sono imprenditrici che lavorano e sentono la necessità di creare intorno a loro un sistema di donne imprenditrici, proprio nel principio di fare rete, perché uno dei nostri valori è proprio quello dell'impresa che si mette insieme e proprio assieme diventa più forte. E all'interno dell'azienda si devono e si possono creare anche le condizioni per valorizzare la diversità, quindi essere inclusivi veramente, perché poi attraverso i talenti e le diversità si creano i volani maggiori per la crescita. La vedo annuire, Crista. Sì, assolutamente sì, sono d'accordo. Da quanti anni è lei nel settore dell'alberghiero? Io sono cresciuta in una famiglia di albergatori, quindi penso dai 18 anni in poi comunque sono stata introdotta anche nel lavoro, assieme agli studi, ma anche nel lavoro, quindi da parecchi anni direi. Quindi conosce bene le questioni, lei diceva che è alla ricerca di uno chef. In questo momento sì, può essere uomo o donna e anzi ce ne sono di bellissime figure, una tuttora impiegata con noi ed è una donna, ma ne abbiamo bisogno di altri. Assolutamente, quindi la formazione e anche la voglia, insomma un approccio diverso forse nel mondo del lavoro, e proviamo anche a sfruttare questi fondi che arriveranno con il PNRR. Assolutamente, speriamo che appunto, hai parlato di inclusione, l'inclusione è una delle chiavi del successo dell'impresa, perché l'inclusione del talento femminile, l'inclusione anche di lavoratori stranieri, sono tutti aspetti che valorizzano e riescono a rafforzare la capacità competitiva dell'impresa, e in questo è importante anche un cambio di approccio. Noi lo sottolineiamo, l'abbiamo fatto con questa conferenza sul tema della legalità, e lo facciamo tutti i giorni anche con i corsi professionalizzanti che facciamo, sfruttando appunto gli assegni per il lavoro, sfruttando il Fondo Sociale Europeo. Gli strumenti che arrivano e che vanno tradotti. Come associazione cerchiamo di prendere tutti gli strumenti e metterli a disposizione dell'imprenditore, proprio perché ovviamente oggi fare impresa è molto più complesso e soprattutto dobbiamo passare ed accettare la sfida di passare da un artigianato, un lavoro di artigianato, all'artigianato complesso a un artigianato digitale, e quindi questa transizione anche tecnologica che ci deve vedere protagonisti. Non dobbiamo perdere questo treno nel modo più assoluto, altrimenti insomma potremo avere dei problemi. Grazie a Marco Zecchinelli, Confapi Venezia, davvero per essere stato con noi, e grazie anche a Crista Boschian, consigliera di Confapi Jesolo, per questo bel racconto in cui abbiamo cercato di toccare tutti i temi, da quello della formazione a quello dell'occupabilità, quello dell'inclusione e insomma anche quello di un treno che deve assolutamente essere preso per diventare un paese davvero competitivo, ma anche per promuovere una crescita sociale di questo paese. Quindi grazie davvero per essere stati con noi. Noi andiamo in pubblicità e poi negli ultimi 10 minuti vi facciamo rivedere alcuni scorci della 93esima Adunata Nazionale degli Alpini che ieri abbiamo seguito in diretta. Tra poco. Ben ritrovati, siamo sempre rigorosamente in diretta e come promesso in quest'ultima parte torniamo con le immagini e con le emozioni alla 93esima Adunata Nazionale degli Alpini, finalmente in presenza dopo 2 anni. Vi voglio far vedere il grafico degli ascolti che il gruppo Media Nord-Est ha realizzato ieri. Almeno 1 milione di telespettatori, 1 milione di persone ci ha seguito nei nostri 3 canali, Antena 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, quindi davvero a voi va il nostro grazie, perché seguendoci valorizzate quotidianamente il nostro lavoro di giornalisti, tecnici, operatori e di tutte le persone che ieri hanno seguito la lunga diretta a partire dalle 9 del mattino. E allora io nel servizio che ora vi faccio vedere c'è una sorta di riassunto di quella che è stata la 93esima Adunata Nazionale, con lo sfilamento del Triveneto, in particolare degli alpini della Marca Trevigiana. In alto i cuori, qui c'è il tricolore, in alto i cuori, qua c'è la storia di un reparto di artiglieria da montagna tra i più decorati dell'esercito italiano. Qua la Boie, qua Freme, qua c'è la nostra fanfara alpina.
La fanfara alpina risuona e arriva fino al mare. Sono le 15:30, sfilano le penne nere di Conegliano. Alle 14:30, dopo Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, è la volta dei Veneti. Si parte proprio nella città del mare, dalla montagna, il Cadore. Battaglione Pieve di Cadore, vi saluto belle more, forse ci ritroveremo da richiamati, con gli zaini affardellati, non ti potrò scordare mai più. 100 anni di storia della sezione Cadore. Le Dolomiti bellunesi, Belluno e Feltre, onore e gloria, gli alpini custodi della montagna sfidano uniti. Alle 15:15 è la volta della Marca Trevigiana, rappresentata dalle sue 4 sezioni. Delle 4 sorelle inizia Valdobbiadene, 19 gruppi, 2000 soci. Sfila una parte di paesaggio storico italiano straordinariamente conservata e straordinariamente bella. E qua ci sono i pezzetti anche della nostra difficile storia e del nostro difficile passato. Sfilano con immutato orgoglio da 100 anni. 100 anni con i nostri vecchi, altrettanti ci auguriamo con i nostri giovani. Segue Vittorio Veneto. Arriva la sezione della città della Vittoria, la sezione di Vittorio Veneto. Uomini e donne che hanno fatto l'Italia, i sindaci alpini sfilano con la bandiera delle associazioni combattentistiche d'arma. Torna la rinata associazione dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Ecco le salmerie. Ciao Tony, ben arrivato, grazie. E grazie soprattutto ai tuoi sconci, grazie al reparto Salmerie, grazie a questi uomini che con tanta dedizione continuano ad accudire e a curare questi animali straordinari. Conegliano, terra del 3° Reggimento Artiglieria. Conegliano, terra del 3° Reggimento Artiglieria. Conegliano con il suo coro che fa la corona. Conegliano con la sua fanfara che fa la musica. Conegliano con i suoi vigneti. Conegliano con la sua scuola enologica. Conegliano con il suo essere patrimonio UNESCO. Conegliano con il suo presidente di regione. E poi Treviso, terra gioiosa e tamorosa. Sezione di Treviso, centenario di fondazione, terra del Grappa, del Piave, del Montello. Treviso sfila con orgoglio, il pensiero va al grande lavoro fatto in pochi giorni per rimettere in piedi un ospedale in pieno Covid, protezione civili e alpini insieme, una struttura che oggi ospita i profughi in fuga dalla guerra. La realizzazione di un ospedale Covid, grazie al lavoro e al sacrificio del volontariato alpino, in pochi giorni e davvero in un tempo record. Eccoli qua, pronti per festeggiare il centenario con la marcia che partirà dal Monte Grappa e arriverà all'Isola dei Morti. La Marca sfila, dopo di lei si torna in quota con la sezione di Asiago. La donata più attesa, una presenza che si è fatta viva. Gli alpini tornano a sfilare, le persone ad applaudire ed abbracciarsi e con loro torna l'emozione. Giovani e meno giovani, i cori, le fanfare. Grazie agli alpini per ricordarci ogni giorno che cosa significa essere a disposizione di una patria e della sua gente. Insegna di quel carattere duro. 93esima giornata nazionale degli alpini, torneremo ovviamente con le immagini anche nei nostri notiziari di questa sera e tra l'altro Sebastiano Favero, presidente nazionale dell'ANA, è presente, sarà presente a Ring, la puntata condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino. A lui sarà dedicata l'ultima parte della trasmissione. Prima invece gli ospiti saranno il senatore Luca De Carlo per Fratelli d'Italia, Alberto Villanova, Lega e Vanessa Camani, Partito Democratico. Intorno alle 22:20 invece Fausto Miloslavo, giornalista collega del Giornale, e poi appunto Sebastiano Favero come presidente nazionale dell'ANA per ricordare le emozioni della 93esima giornata nazionale. Vi ricordo ancora una volta il sondaggio che abbiamo scelto: a scuola e al lavoro con la mascherina è giusto
Per rispondere sì dovete comporre lo 0422 16 26 691, se invece la vostra risposta è negativa lo 0422 16 26 690, la telefonata è assolutamente gratuita, se sentite occupato il vostro voto è stato registrato e l'esito del sondaggio ovviamente nel corso della puntata di Ring di questa sera. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia in questa lunga diretta. L'informazione su Antena 3 torna a partire dalle 18:30 con il telegiornale del Veneto, a seguire Venezia e poi Treviso. Ora le previsioni del tempo. Grazie, arrivederci.